Eccoci qua. Allora, scusate il ritardo, ma volevo fare la reaction di modo che non cioè ripeterò probabilmente delle cose che ho detto in reaction, ma sei in ritardo, dobbiamo sfogare, la partita è niente, va bene. Amici bellini, la strada è sincera, si lotta col cuore, non solo stasera. L'amicizia ci guida, la voce si sente, pazienza e supporto, la fiamma ardente. Le Loriane, mediano speciale, bellissimo eroe, dal coraggio leale. Senza di lui non sappiamo star bene, è il nostro pilastro. Io sono pure sfortunato perché non mi posso godere una bella live dopo un 4-0 con la Cremonese, no, mi devo fare la partita difficile dove abbiamo sofferto, perché abbiamo sofferto, non si può dire altro. Io sono anche un po' di settimane che sto cercando di analizzare il Como, di analizzare quello che fa Fabregas e mi piace molto. E veniamo anche dalla settimana insomma della Champions dove abbiamo visto una serie di cose che non è il calcio a cui siamo abituati noi e naturalmente se hai quello negli occhi vedere questo non è il massimo, non è il massimo. Di positivo possiamo mettere subito che insomma il Napoli non prende gol dal Como ancora. E comunque il lago di Garda, in che senso? Ma aspetta, perché non esce poi? Nick, grazie, ma perché non esce la roba? Non lo sapremo mai. Non lo sapremo mai, vediamo se si è rotto tutto, se non il computer non è più abituato alle live o qualcosa del genere. Meglio il lago di Garda, dici tu, della partita, immagino. È suggestivo, poi non è uno stadio, insomma, andrebbe pure rifatto, però è bello vedere. Io mi immagino pure, chissà quanti palloni si possono perdere, perché il laghetto sta là dietro, e quindi se tiri male, in teoria ma quindi dicevo, clean sheet un'altra volta, quindi non abbiamo fatto segnare il Como né all'andata né al ritorno, il Como che ha il secondo migliore attacco e quindi sotto questo punto di vista bene. Però non è, dobbiamo essere onesti nell'analisi, non è che non li abbiamo proprio fatti tirare. Tu dici ti sei difeso benissimo al punto che li hai annullati ed è anche quello un pregio delle squadre che riescono a difendersi. No, perché hanno avuto le occasioni anche clamorose, dove siamo stati bravi a metterci una pezza, Amir che salva sulla linea, la parata di Savic su Tiao e tutta una serie di cose. Poi nel finale, il sogno quasi sfiorato di poterla rubacchiare nel finale perché poi Litano prende il palo. McTominay la tira fuori, ma Butezza era in uscita così a farfalle, quindi in teoria c'era quello spazietto per fare quel gol e purtroppo non è andata. Il Napoli un pochino meglio nel finalissimo. Secondo me nel Como è subentrato anche un po' di frustrazione perché questi 3 punti a loro servivano tantissimo per sperare ancora di poter rientrare nella lotta Champions. Gli è entrata un po' di frustrazione, noi un pochino più convinti, dicevo questa riusciamo a non perderla nel finale. E mi pare pure che Conte l'abbia detto, la famosa frase insopportabile, no? Se non possiamo vincerla, almeno non la perdiamo. E quindi vediamo i vostri commenti. Il lago di Ah già, il lago di quello è il lago di Como, giusto, quindi... Piensa, c'è il lago di Garda. Va bene, si è già detto Politano pallone d'oro, eh sì, tu pensa un po', partitaccia di Politano, secondo me, partitaccia, quella trivela che prova a fare nel primo tempo, non ha dato nulla in attacco, in difesa, bene o male, il Como attaccava un po' di più dall'altra parte, però nemmeno mi sono sentito super protetto, un Beo che mi ha molto in difficoltà in varie occasioni. Ma io non lo so, io si sta scavando un solco dentro di me, una divisione anche abbastanza netta tra quello che è il tifoso del Napoli e quello che
guarda la partita di calcio e ho guardato per tutto il tempo, insomma, la posizione di Baturina, come Nico Paz veniva a centrocampo per scompaginarti e in qualche modo ho apprezzato la partita. Lo so che è difficile, da tifoso del Napoli non ne esci bene, però c'erano degli spunti interessanti che secondo me in analisi li possiamo vedere a chi interessa l'analisi. Se invece vi interessa solamente che il Napoli giochi bene e che vinca, là è un po' più complicato. Se entrava quel tiro tutti chiedere scusa a Capi, esatto, poliolise, Politanè. Incredibile, incredibile. E là un po' sfortunati perché questione di centimetri, ma questo è. Allora, diciamo che il jet lag calcistico della Champions, la partita è stato molto scombussolante. Sì, secondo me sì. Tra l'altro ne arriva un altro, cioè questa partita entra in mezzo alle due semifinali e poi le semifinali di ritorno, e quindi abbiamo visto un'intensità molto diversa. Anche l'accettazione del rischio e del pericolo, però noi abbiamo accettato, abbiamo sofferto, abbiamo corso dei pericoli senza però poi essere molto pericolosi dall'altra parte. Questa poi è la differenza importante. Nel primo tempo qualche accelerata di Santos che ti dà quell'impressione di essere quel giocatore europeo che ti può scompaginare punta all'uomo, perché quando poi gli avversari ti pressano forte e non hai altri sbocchi, hai due possibilità: gli 1-2, muovendo molto i tuoi giocatori, giocare nella pressione, quindi prenderti qualche rischio sulla loro pressione e uscirne bene, oppure devi scompaginare con qualche dribbling, quindi come ha fatto l'Inter o come stavo provando a fare noi. Però oggi Santos gli è mancata un po' la rifinitura, il dribbling gli è riuscito un paio di volte, però l'ultimo passaggio è venuto meno, o perché se l'è allungata troppo e è andata fuori, oppure quel passaggio che poi fa per Højlund dove ci poteva essere il rigore, là un po' che ha aspettato un pochino troppo. Il Polase, Conte out, ridendo e scherzando, Pisa-Lecce è stata più emozionante. Sì, senza dubbio, io non mi aspettavo, cioè nell'idea di Pisa-Lecce che avevo detto 0-0 sperando in uno scatto di orgoglio del Lecce che c'è stato, proprio banda. Udinese-Torino invece, vedi, l'Udinese ce l'ha fatta, perché poi dobbiamo affrontare l'Udinese. Lo so, è difficile, però io continuo a guardarlo il Napoli, abbiate pazienza. Vi recupero, fossi un tifoso del Como un pochino accuserei, colpa di Fabbri, abbiamo fatto un po' noi il Como della situazione, ma quindi non è vero che con Alisson titolare si vince al 100%, ma come? Perché sono le frasi fatte. Oggi non c'era niente da dire alla formazione di Conte, perché ha fatto tutte le cose che gli abbiamo chiesto noi. C'era Gutierrez in campo, c'era McTominay mediano, c'era Alisson titolare. Tutto, si può chiedere solamente dalla panchina. Di Lorenzo è in recupero, ma ancora non poteva giocare, ovviamente. Mi chiedo le condizioni di Rachmani, perché quel cambio credo che arrivi da un gesto di Rachmani che chiede il cambio e sposta Gutierrez. Non cambiamo modulo, quindi senza Di Lorenzo la difesa a 4 non si fa. Ha spostato Gutierrez braccetto, che ha potuto spingere anche un po' di più, quindi questa è un'idea che si può anche considerare. Però la formazione iniziale quella era. McTominay oggi meno bene del solito, onestamente, perso la palla anche sanguinosa e poi a botta al ginocchio pesante, è rimasto in campo perché lui rimane in campo, e chissà se con un altro meno claudicante quell'occasione magari quell'altro non ci arrivava nemmeno, quindi si possono chiedere una serie di cose. Credo che l'abbia chiesto Rachmani, ho un po' paura che ci possa essere stato un affaticamento magari di Rachmani, si è fermato in tempo perché poi è uscito con le sue gambe, non l'ho visto toccarsi muscoli particolari, ho visto che ha fatto il gesto e quindi poteva essere, altrimenti era semplicemente una scelta per essere un pochino più offensivi con Gutierrez che poteva accompagnare sia Spina sia Alisson sulla fascia sinistra. Credo che l'abbia chiesto lui il cambio.
Dobbiamo stare tutti zitti perché abbiamo stravinto e giocato bene contro la Cremonese. Ma io I will not engage. Se volete, non mi faccio prendere dalla cosa. Io sto vivendo questo finale di campionato con molta serenità e non voglio arrivare secondo. Se ci riesco è bene, se non ci riesco non fa niente, non ci possiamo fare niente. Conte se ne andrà, quindi saremo tutti più contenti quando non ci sarà più Conte in panchina. Voi sarete tutti più contenti, tutti quelli che state addosso. I will not engage, non mi faccio prendere con la collera. Allora, premettendo che è un campione indiscutibile, possibile avere KDB in questa versione moscia che sembra deconcentrato per quanto a volte superficiale? Lo abbiamo visto solo a sprazzi o contro la Cremonese. Sì, oggi non bene. Gli ho visto fare. Questa è un'altra intuizione che però ovviamente non è corroborata da nulla perché dovremmo sentire lui parlare e anche se lo sentissimo parlare non sapremmo se poi ci dice la verità o no, dovremmo sentire Conte, eccetera, eccetera. La sensazione che ho avuto è che De Bruyne volesse giocare con un pressing un po' più alto. Mentre Conte ha comunicato o ha chiesto o comunque abbiamo fatto una partita un po' più bassa di attesa. La sensazione era quella, perché ho visto un paio di volte De Bruyne andare in pressing e cercare l'aiuto dei compagni in pressing. Quando tu lasci giocare Butez arriva fino a centrocampo e secondo me lui ha sofferto un pochino il piano gara. Se tu fai una partita di difesa e ripartenza è difficile esaltare le caratteristiche di De Bruyne, che deve avere la palla, deve poterti ispirare. C'erano pochi uomini nelle ripartenze nostre. Avete visto un paio di volte Højlund è andato al tiro forzandolo perché non c'era nessuno vicino, e Alisson ha dovuto anche dare una mano perché Gutierrez ha sofferto molto di Ao e quindi schiacciati veramente, veramente troppo. Un'altra cosa che non mi è piaciuta tantissimo è che doveva andare Lobotka su Perrone e quello praticamente gli fa fare questo elastico tra il centro del mediano e l'altra parte del centrocampo e questo ti fa perdere un po' di energia. La posizione di Nico Paz, uno doveva poi rompere la linea tipo Buongiorno o Beukema quando veniva di qua e insomma era di una lettura abbastanza semplice, semplicemente non è facile poi farlo in campo, trovare i correttivi giusti per arginarli. È una squadra che non è che la scopriamo adesso il Como, l'abbiamo visto per tutto l'anno. Per me Kevin gioca con la paura di farsi male, non prova mai la conclusione forte, è palese che si sta risparmiando per il mondiale. Zero, sono d'accordo zero su questa cosa qua, perché non lo so se Manuel tu hai giocato a pallone, se vai con la paura di farti male ti fai male. L'unico modo per non farti male è andare forte, devi andare più forte del tuo avversario, quando fai un contrasto devi andarci forte. Io una volta feci un contrasto che ci andai forte, ma l'avversario ci andò più forte, pallone in mezzo, pum, le due gambe che colpiscono il pallone allo stesso modo e si girò il ginocchio. Quindi devi andare più forte. Se hai la paura di farti male ti fai male e credo che uno come Kevin questo lo sappia. Poi è chiaro che ci sono partite in cui ti riesce, si vede. Guarda McTominay per esempio. McTominay è un altro che deve risparmiarsi tra virgolette per il mondiale, ma stava come un pazzo contro la Cremonese, ci ha provato anche in questa partita ma non ci è riuscito. Alle volte non è solo l'intenzione, è proprio il non riuscirci, perché ci sono degli avversari che stanno facendo altre cose. E quindi io, cominciando a guardare anche un po' meglio, un po' più approfonditamente le altre partite, le comincio a vedere a schermo splittato, non vedo solo la mia squadra, vedo anche gli altri. Ed è difficilissimo, è un esercizio difficilissimo. Penso che mi sono saltato una, perché non mi esce. Mi sono saltato una super chat, fammi vedere. Phoenix, ti ringrazio. Buonasera Valerio. Milinkovic se no si arrabbia Paolo. MVP, Beukema male, oggi comunque partita difficile, comunque sono tornate le papaya. Che cosa aspetta creare la papaya? La papaya. Spiegatemi che significa, perché va a finire che può essere un riferimento a me stesso e non ho comunque capito. Comunque sì, Beukema molto incerto in alcune cose. Il primo tempo se l'è cavicchiata, nel secondo pure mi è sembrato un po' incerto.
partita difficile senza dubbio, e Savic quell'intervento che doveva fare, soprattutto quello su Diao, è stato fondamentale. McLaren? Ah no, allora non seguo proprio, non ho proprio idea. Non ho proprio idea. Allora, come vedresti Simeone sulla nostra panchina se lasciasse la Spagna? È un altro che è divisivo, secondo me, solo se non ti vedi le partite. Simeone è un allenatore gigante, è uno penso, dei 3 più pagati al mondo. Se lasciasse la Spagna, sì, ci dovresti perlomeno pensare. Credo che sia fuori budget, credo che guadagni tipo il doppio di Conte, una cosa del genere. Non lo so se lui ha intenzione di abbassarselo, però è un allenatore che negli anni non fa solo difesa e contropiede, anzi, e alcune scelte che possono sembrare conservative per me possono essere anche coraggiose, perché se metti un Lookman che ti deve fare tutta la fascia partendo da centrocampo, è un uomo di qualità in più quando arrivi a chiudere l'azione. Quindi Simeone non lo metto in discussione. Per me KDB è sprecato in questo Napoli, a questa età e con tanti infortuni alle spalle, secondo me dovrebbe giocare o al centro in un centrocampo a 3 o da trequartista. Sì, nel senso che più o meno è quella che è stata la scelta fatta con Modric, e quindi gestisce lui il ritmo della partita venendosi a prendere il pallone, cosa che Conte aveva cominciato a fare quando abbiamo cominciato, con quel modulo che prevedeva sia Lobotka che De Bruyne, che veniva a dare una mano a Lobotka, quindi non eravamo Lobotka centrici, e questa cosa pure veniva criticata, ma secondo me non era un'idea sbagliata, perché con un po' più di campo davanti De Bruyne ti può fare la differenza anche con la sua visione. Se De Bruyne lo avvicini, sicuramente può fare la differenza con l'ultimo passaggio e con qualche conclusione. Lo abbiamo visto riuscire a far bene anche tutte e due le cose, però deve girare meglio la squadra, perché da solo non è il giocatore che da solo ti può risolvere la partita scartandosi tutti, non è quel giocatore là. Noir Lies, New York City, 53 mesi di membership, Forza Napoli sempre ancora campioni in Italia. Tra un po' dobbiamo togliergli gli scudetti, perché potrebbe... Non ho fatto i calcoli della matematica, ma credo che l'Inter, vincendo col Parma, forse pur pareggiando, sono campioni in automatico, matematicamente. E questo è quanto. Andiamo a leggere altri messaggi, poi vado veloce sui vocali, in modo tale che se dico già delle cose poi non devo rispondere a vocale che ha parlato magari di tutta la cosa. 11° like preventivo. Questa è prima. Ok. Buonasera, 2 considerazioni. Ai ragazzi servirebbe forse qualche certezza in più, ma con una stagione così e un po' più di tecnica in difesa non farebbe male, sempre un tocco in più. Sì. Questo è il discorso del cercare di velocizzare. Poi quando ti pressano alti, il modo di giocare dentro la pressione significa che se riesci a giocare a un tocco gli fai fare delle corse a vuoto e puoi uscirtene con una triangolazione, eccetera eccetera. Se invece la devi toccare una volta in più, loro si sistemano. È una cosa che ci spiegò anche Spalletti: quando fai il passaggio da difensore al difensore accanto non hai spostato tanto gli avversari. Se riesci a saltare un difensore, già costringi a una corsa superiore l'avversario. Sì, nel rischio ti devi anche sentire sicuro tecnicamente di fare certe cose. Col Como che ti viene addosso è la migliore squadra in Italia a fare questo, meglio dell'Inter, meglio del Bologna, meglio di tutte, e quindi un pochino abbiamo provato a farlo, un pochino abbiamo lanciato. Nel secondo tempo meglio, nel senso che nel finale del secondo tempo lo abbiamo fatto bene, loro si sono un pochino, secondo me, anche demoralizzati, e siamo riusciti ad arrivare dall'altra parte, cosa che nel primo tempo abbiamo avuto più difficoltà. Domanda diretta: secondo te ci sono giocatori a fine ciclo? Nel caso chi? Amico mio, sì, facevo questa riflessione proprio l'altro giorno. Se Conte dovesse rimanere anche l'anno prossimo, ci potrebbe essere un po' di fatica, perché sappiamo che Conte non è un allenatore per tutti i giocatori.
stiamo vedendo che nemmeno è un allenatore per tutti i tifosi, ma soprattutto per tutti i giocatori, non è per tutti, lo ha detto De Rossi, e De Rossi non è mai banale quando parla. Potrebbe essere necessario più di un cambio di giocatori, anche di giocatori forti, che però se sono al secondo anno con Conte può arrivare un po' di stanchezza. Immaginate dopo la vittoria del campionato tu abbracci di nuovo la fatica, ti vuoi fare il secondo anno difendendo lo scudetto che hai in petto, e lo fai. Come finisce, secondi, terzi, quarti, speriamo secondi, se è possibile, rivedersi poi d'estate, quelli che hanno già fatto 2 anni, se non hanno una mentalità McTominayesca, potrebbe essere difficile reggere i ritmi di Conte. Ecco perché alle volte secondo me anche lui sente di dover mollare e ricominciare, perché tenere quei ritmi per più di 2 anni è veramente complicato. Potrebbero trovare beneficio quelli che sono arrivati quest'anno, che hanno imparato adesso i metodi di Conte e possono spingere di più per il secondo anno consecutivo. Quelli che sono già al terzo anno è un po' complicato. Magari questo problema non ce lo dobbiamo nemmeno porre, perché Conte non rimane, e questo è un altro paio di maniche. Si ricomincia con un altro allenatore, sperando che sia bravo, sperando che abbia idee, sperando che insomma sia credibile, perché poi i ragazzi devono poi mettersi sotto e dimostrare di avere lo stesso piglio che hanno avuto con Conte in alcune fasi di questa stagione. A fine ciclo potrebbe essere, chissà, ma non per una questione per una questione fisica, perché non sappiamo se ti tornerà al 100%. È parecchio che adesso lo rivediamo convocabile, ma sappiamo che non è in grado. Posso pensare a Lobotka, che sta qui da parecchio tempo, lo stesso Politano e altre gente che insomma alcuni hanno mercato, altri meno, quindi ci sarà un super lavoro da fare d'estate. Ennesima partita noiosa, non giochiamo, una squadra con un potenziale enorme che va a 40 km all'ora, poi critichiamo i singoli, ma se l'intera impostazione è sempre difensiva è ovvio che i singoli non brillano. 40 km all'ora fosse la Maronna, amico mio, 40 km all'ora, e 40 km all'ora è un picco che non si raggiunge nemmeno in Europa. Non credo che sia questo che volevi scrivere. Potenziale enorme che va a 40. Se fai un paragone con una macchina, forse. Se invece fai il paragone con i giocatori, 40 km all'ora nemmeno Ronaldo il fenomeno all'epoca li raggiungeva. Quindi sì, se pensi a una macchina da corsa, i 40 km all'ora. No, Massimiliano, io non so niente. Io ricevo qualche spiffero e non voglio fare il fenomeno che vi dico nomi a casaccio che poi non avviene. Cioè, di una cosa sono sicuro, è che De Laurentiis già ha cominciato a telefonare. Su questo sono sicurissimo. Perché è giusto che sia così. Cioè, non credo che lo abbia fatto nemmeno di nascosto a Conte. C'è un tacito accordo che ogni anno si devono sedere e parlare e capire se ci sono i presupposti per andare avanti. Che piaccia o no, è così. Conte è stato chiarissimo, De Laurentiis è stato ancora più chiaro, che se se ne deve andare me lo deve dire perché mi devo organizzare. Secondo me si sta organizzando. Poi i nomi devono anche decidere se vogliono venire, perché anche in passato il Napoli si era organizzato per tempo e non tutti hanno accettato di venire a Napoli, e a volte si è preso la seconda scelta, la terza scelta, e può anche funzionare la terza scelta, non è detto che la prima sia la migliore. Ti dico che secondo me De Laurentiis sta già sondando, e conoscendo De Laurentiis non sono nomi banali. Io non credo alla storia di Sarri, ci credo pochissimo, non mi convincerebbe assolutamente, quindi forse anche perché non ci voglio credere. Ovviamente tengo sempre presente Italiano, che De Laurentiis ha sempre riempito di complimenti, però non viene da una stagione super positiva Italiano, non viene di slancio. Ci sono altri allenatori che invece stanno di slancio, e alcuni mi piacciono più di altri, come per esempio l'allenatore del Como. Però non so se Fabregas viene a Napoli. Fabregas penso che stia molto bene a Como per fare il suo percorso di crescita, e se non va in Champions non succede nulla, non si parla di fallimento, perché sono una neopromossa che sta facendo delle cose straordinarie.
Maresca non lo so. Maresca non lo so, se ne è parlato parecchio, però Maresca era già previsto come il successore di Guardiola al City, avrebbe senso lì, non lo so quanto De Laurentiis sia attratto dal nome di Maresca, onestamente. Direi più McTominayesca. Comunque Kevin non l'avrei tolto perché da un momento all'altro può inventare la giocata. Sì, sì, però anche lui, cioè se quella era la partita che avevi preparato, ha senso togliere lui. Capisco la scelta di mettere Anghissà nella speranza di poi sbloccare un po' McTominay che stava soffrendo in mediana e quindi avvicinarlo un pochino al tiro, cosa che è successa perché lui si è ritrovato un paio di volte lì. Certo, un Anghissà in grande forma sarebbe meglio. A un certo punto io al posto di McTominay che stava soffrendo col ginocchio in mano mi sarei giocato anche un Elmas. Abbiamo fatto solo 2 cambi, il che non è il massimo. Sì, perché evidentemente non voleva toccare quell'equilibrio che comunque è precario, perché non mi sono sentito tranquillo oggi. Insigne il Pescara, sì, ho seguito un pochino grazie al gruppo Telegram che si occupa anche della Serie B, anche quando io non riesco a seguire. C'è un po' di polemica per un rigore che Insigne non ha tirato, che ha lasciato a un giovanotto. E insomma il Pescara sta rischiando seriamente di andare giù con il Bari che si sta cercando di aggrappare ai play-out. E non bene, poi anche lui ha dovuto fare una storia su Instagram e ho sentito parecchi tifosi del Pescara prendersela con lui che non l'ha tirato, poi magari lo tira, lo sbaglia e dice perché hai voluto tirare tu, non sei un grande rigorista, la solita cosa del risultato. Allora, e comunque pensiamo anche a come sarebbero stati i Napoli di Sarri e Spalletti senza Marek, Insigne, Cagliacon, KK, Kvara, Kim, stagione per me al limite del miracolo. Vabbè sì, è chiaro, se tu fai quel discorso lì senza quei giocatori che sono stati giocatori chiave, impossibile anche pensarle, insomma, lo sappiamo quanto poi gli interpreti, e Sarri lo diceva chiaramente, lo ha detto specialmente per esempio su Gulam era un modulo tattico per me, perché mi permetteva di fare delle cose che con altri giocatori non puoi fare. È chiaro, ti ritrovi dei giocatori in rosa, puoi fare un certo calcio. Sarri non è riuscito più a replicarlo quel calcio lì, nonostante sia andato al Chelsea, alla Juventus, squadre forti. Non si può replicare, è cambiato anche il calcio, oltre a non avere quegli interpreti. Avessi questi interpreti oggi non so nemmeno se si potrebbe fare. Quindi è difficile proprio. Piacerebbe tantissimo Cesc. State parlando di Cesc Fabregas. Sì, il paragone con le macchine è chiaro. Sì. No, per un umano, no, però il picco, per esempio, mi ricordo Osimhen, penso che è arrivato a un picco di 36 km all'ora in sprint. Quindi aveva senso nel paragone anche con gli uomini. Su KDB spero resti per poterlo vedere bene, se messi in un gioco dominante per me fa ancora la differenza. Klopp. Non lo so Klopp che ha intenzione di fare, se vuole ritornare in pista o se adesso sta accarezzando questo nuovo ruolo anche da semidirigente. Vediamo. E ringrazio anche il Francesco Perrone che celebra 40 mesi e Sir Alex Ferguson al Manchester United. Sì, è proprio così. Volano tutti i messaggi. Basta, Conte ha stufato. I Conte out di oggi sono gli stessi che stavano con i forconi contro Spalletti durante il ritiro degli addii di Mertens e Co. Infatti sono molto stanco anche io di ripetere sempre le stesse cose. Io per questo mi sto divertendo a guardare il calcio europeo, mi sto divertendo a guardare le altre partite, a parlare nell'altro canale, perché sta diventando veramente un esercizio noioso. Se si vince tutto a posto, se non si vince Conte out dopo un giorno e se ne va Conte, arriverà un altro e sarà la stessa cosa. È veramente stanca, e credo che stanchi tutti. Non credo che stanca solo me. Se riusciamo a fare un passo in avanti
a capire delle cose, a voler analizzare senza per forza ghigliottinare. Io penso che ce la viviamo anche meglio. Se invece di fronte a certe idee bisogna per forza andare così e ricominciare da capo, perché si ricomincia sempre da capo, secondo me è difficile poi crescere. Però ognuno. Con Højlund fuso e Alisson in serata non poteva mettere un falso 9. Non lo so se Alisson era in serata, onestamente. Alisson lo spunto ce l'ha sempre, però l'ha avuto meno di altre volte. Ed è stato un po' impreciso nell'ultimo passaggio. Un falso 9 chi può essere? Giovane, che si abbassa un pochino. Elmas l'ha fatto nell'ultima partita. Tutto si può fare, non lo so come. Col falso 9 devi avere tu il pallino del gioco, perché deve arrivarci il pallone, devi scambiartelo, il falso 9 deve venire incontro per permettere gli inserimenti dei centrocampisti. Se non hai tu la palla e in affanno alle volte la ributti in avanti, almeno Højlund ha lottato su qualche pallone, per me non ha fatto una brutta partita e qualche pallone è riuscito a lottare, a farlo. Højlund è un altro che viene maltrattato da metà tifoseria, io non capisco il perché. Savic tutto a posto oggi, oppure è un portiere di merda anche oggi? Va bene. Scrivere Conte out è follia. Io tremo a immaginare il dopo Conte con un tecnico meno forte mentalmente e con l'autorevolezza anche all'esterno. Beh, guarda, vedremo. Io ho il timore che vedremo. E ho anche il timore che se non arriva uno, insomma, con un certo status. Io spesso mi sono poi negli ultimi tempi, insomma, io faccio il canale dal post Sarri in poi, insomma, Ancelotti mezzo e mezzo, ancora non avevo continuità. Gattuso, ho capito quello che mi stava dando Gattuso. Quando poi si è passato a Spalletti ho adorato tutto, tranne il non utilizzo di Mertens nel primo anno, perché lì probabilmente si poteva fare qualcosina in più. E glielo dissi a Spalletti, dissi non te la perdono che non mi hai fatto godere di Mertens nell'ultimo anno. Poi arrivò uno scudetto dominatissimo e allora tutto è stato perdonato, perché ci ha fatto vedere sia bel calcio, sia la vittoria e l'andare avanti in Champions del nostro record personale. Poi salutato anche Spalletti, Garcia non mi convinceva, mi dava l'impressione di un allenatore che non potesse attecchire bene con la piazza. Poi però nell'analisi delle partite non era così disastroso come è stato dipinto e quindi ho cercato di fare un'analisi un po' più oggettiva dell'allenatore. Alla fine non era peggio di quelli che sono venuti dopo, perché hai messo dentro Mazzarri. Poi abbiamo saputo che ADL voleva subito chiamare Conte, ma Conte non viene in corsa. Mazzarri, Calzona, che ci aveva fatto intravedere un po' di normalità col 4-3-3, ma alla fine era una stagione dove tutti avevano staccato la spina. Conte subito mi ha dimostrato di stare sul pezzo. Se arriva un allenatore tipo Allegri, se arriva un allenatore che non è uno di quelli evoluti o che almeno studia e che mi fa vedere che c'è un'idea dietro, uno studio dietro preciso, io vado in grossa difficoltà e vedrete un canale molto diverso, ma vedremo. Vediamo se Conte rimane, ma vediamo anche se gli arbitri saranno cambiati. La prossima stagione è tutto un punto interrogativo. Gli arbitri, oggi proprio non ci possiamo lamentare, perché Fabbri ha sbagliato anche con noi, perché chiama dei falli a Højlund quando lui sta semplicemente tira il pallone, contrasto, fallo di Højlund. Lo strattone, lo buttano a terra, gli danno un pugno in pieno petto, niente per nessuno. Veramente deve essere frustrante essere Højlund in questo campionato. Poi Fabbri ha anche non chiamato alcune cose a nostro favore, o meglio ha chiamato un fallo a Duvikas sul contrasto con Rachmani, era spallata e non c'era bisogno, Lobotka scivola da solo e lì insomma errore di Fabbri.
il rigore, penso qualcuno stava parlando del rigore di Politano, io credo che là lui poca roba, onestamente, non mi sembra. Però altre volte, insomma, Lobotka prende il fallo e lui non lo chiama, un po' per compensare, insomma, veramente una partitaccia anche di Fabio. I vocali, sì, hai ragione. Ci spostiamo, siamo pronti, siamo prontissimi. Il vocale mio dura qualche secondo. Che bellezza di partita, uno spettacolo. Mi sono proprio divertito. Gol a profusione. Vabbè, il sarcasmo. Però non fate l'errore. Poi questa partita nello specifico non bella per noi. È bella se la vuoi analizzare come una squadra che attacca e l'altra che difende, quindi è stato un attacco contro difesa. Se vai a vedere l'attacco momentum non possiamo dire il contrario. Non si vede, perché però si vede forse, se vedete quella cosa che è più scuro, ecco, tutto l'attacco così, e noi ci siamo svegliati nel finale. Se vediamo le statistiche, primo tempo 61% e nel secondo tempo riequilibriamo un po' il possesso palla con un 47%. Ovviamente i gol attesi, gli XG, il Como tira a porta vuota col recupero di Rachmani, quindi quello è un XG potente, quindi un paio di grandi occasioni per loro, una per noi con il palo. Però è una cosa interessante per attacco contro difesa, insomma, poi avrei voluto tantissimo sentire i commenti. Segna Politana, il Napoli è stato bravo a resistere, il Como è una squadra che attacca, secondo miglior attacco, però Conte ha saputo resistere senza frenesia per poi piazzare la zampata, tutto quello che hanno saputo dire di Allegri in tutte le vittorie che ha fatto. E invece non si dirà, è sempre perché non abbiamo segnato, e quindi questa è l'analisi. Ciao Vale, partita onestamente proprio brutta, ma proprio La ministra sui due, cioè si è messa sulla situazione che diciamo al Como fa comodo, ci abbiamo giocato anche un pochino noi a tratti, perché Fabri comunque ha fatto una direzione di gara pessima secondo me. Nel primo tempo ci abbiamo capito quasi zero, Gutierrez e Alisson a sinistra non hanno sofferto tantissimo di AU, e poi sistematicamente siamo arrivati in ritardo su qualsiasi pallone e soprattutto sugli anticipi, perché le uscite su Nico Paz sbagliate praticamente hanno fatto partire quasi tutte le azioni più importanti del Como nel primo tempo, e su molte è stato bravo Vania onestamente. E niente, secondo ci abbiamo provato un pochino di più, e l'unico giocatore che secondo me non dovevi mettere in questa partita per come si stava sviluppando era Anghissa, e si è visto, e me lo spiego solo diciamo col fatto che volesse forse sfruttare qualche spizzata per andare poi negli spazi, provando le pallate, però onestamente la condizione di Anghissa la sappiamo, e niente, vabbè, per come si era messa onestamente non speravo manco in questo punto, e dall'atteggiamento sembrava che il punto bastasse e avanzasse. Sono anche io convinto che nel finale, insomma, non c'era più nemmeno. Abbiamo provato a giocare un pochino di più, ma negli ultimi proprio minuti non c'era frenesia di andare a rischiare di prenderlo il gol. Ed è un peccato, perché nelle analisi che abbiamo fatto abbiamo visto che il Como, se lo attacchi, può soffrire delle cose. Semplicemente loro non ti permettono di attaccare tanto, perché la loro scelta è quella: ti vengo a prendere così alto e così ferocemente che cerco di difendermi così, tenendoti più lontano possibile. Quando tu riesci in qualche modo a superare la prima pressione, io Como rischio, perché sto bello alto e posso perdere poi i duelli. Non ci siamo riusciti, e secondo me nell'idea di Anghissà era anche per avere un pochino più di filtro a centrocampo. Fai conto un Anghissà al 100%, un po' più di filtro a centrocampo serviva, perché McTominay non lo stava facendo benissimo. Recuperi il McTominay che si può inserire se un lancio va a buon fine, se Højlund vince un duello, e Anghissà ti dovrebbe dare un Anghissà in grande forma, un pochino più di dinamismo e di recupero al centro del campo, perché lì proprio stavano facendo quello che volevano. E allora, se un Nico Paz, come dici bene tu, non viene accompagnato, non viene anticipato da un Buongiorno o da un Beuke, ma se si spostava dall'altra parte, doveva trovare il centrocampista che si mettesse insomma a schermo, e se il centrocampista stesse bene probabilmente lo potresti fare. Però quelle sono le caratteristiche. Sono un po' dispiaciuto, ma so che non interessa a nessuno, che non si sia trovato nemmeno un minuto per Elmas. Secondo me si poteva trovare, ma quello potrebbe anche essere un discorso di mercato, nel senso che magari non lo sai già di non riscattarlo, insomma è un altro paio di maniche. Ciao Vale, Conte dinosauro. Vabbè, no dai, è un'analisi
troppo sempliciotta, anche del tutto infondata. Pino Però, Sarro. diciamo, prendendo questa iperbole che ormai sta serpeggiando nell'ambiente del Napoli, se me lo dicono nei confronti di un allenatore come Maurizio Sarri, che oltretutto è accostato più e più volte nell'ultimo periodo al Napoli, sarebbe quasi paragonabile allo zio che si vesterà Babbo Natale durante le feste, un po' come Walter Mazzarri nella stagione del 2024, e che Sì. non si è evoluto negli ultimi anni. Lì c'è il Conte Dinosauro, non lo capisco, ma invece se me lo dici già nei confronti di un Cesc Fabregas, quasi quasi potrebbe anche esserlo. C'è un Napoli che magari si chiude, un Napoli che poi alla fine sono due squadre che per il modo di giocare magari si annullano anche un po' a vicenda. Oggi il migliore in campo è stata Vanja Milinkovic-Savic, che ha fatto 2 interventi anche abbastanza importanti. Vedremo nell'ottica dell'anno prossimo. Ci aggiungo anche un'altra chicca: De Bruyne dall'inizio della stagione che non riesce a mantenere determinati ritmi, e non mi sto riferendo al post-infortunio. Là bisognerà vedere se prima di tutto se resterà, nel caso in cui resti magari vederlo più in ottica da subentrato, un calciatore che comunque ce l'ha le qualità e che si può mettere alla pari a livello prettamente fisico quando entra magari a partite in corso. Sì, ma oppure trovargli una zona di campo dove deve fare meno, perché lui distinto ce l'ha. Se voi guardate, e oggi lo potevate guardare di più perché il Como teneva più il pallone, e quindi penso che l'hai visto, no? Che De Bruyne si lancia sui difensori, è lui che deve andare sull'altro difensore quando il Napoli aspetta. Alisson sta più esterno ed è lui che deve andare su uno dei due centrali. Quando poi si abbassa il Perrone in mezzo, perché io ho fatto l'analisi della conferenza di Fabregas ed era quella la lettura. Quando poi si abbassa il Perrone in mezzo, deve venire fuori un centrocampista e si trovano gli spazi. Voglio, il calcio, come dice Allegri, il calcio è semplice. Non è semplice, il calcio va studiato. Il calcio, se lo studi in un certo modo, certe cose le vedi e le puoi vedere anche prima. Poi devi trovare i correttivi, nel correttivo che magari tu hai trovato deve il giocatore performare in un certo modo, perché tu puoi anche studiare tutto a tavolino in maniera perfetta, il giocatore non ci riesce, non ci arriva, sta un po' più lento oggi e quindi niente da fare. Però io immagino visto sta partita convinto di guardare quello che poi abbiamo guardato, quindi non mi sono sorpreso più di tanto. Se vuoi vedere la reaction, è una reaction un pochino rassegnata dal fatto che il Como ci avrebbe dominato. L'unica speranza è che potessero andare in freva, che la giovinezza, non mi piace il termine giovinezza, l'inesperienza, ecco, di alcuni giocatori del Como potesse prendere il sopravvento, qualche errore in impostazione. Oggi ne hanno fatti pochi e quindi era proprio quello che mi aspettavo. E il paragone con Fabregas è un allenatore di filosofia che ha cambiato da subito quella che era l'impostazione della squadra. Conte invece ha scelto di fare un adattamento progressivo a seconda delle situazioni che si è trovato a gestire. Ti mancano i terzini, passiamo a 3, non consideri gli altri infortuni a centrocampo, ti rimetti in un certo modo, che è stato la nostra salvezza nel momento clou della stagione, altrimenti avremmo perso il contatto con i primi 4 posti. È stato buono e poteva essere, era il famoso non accompagno il morto. Io continuo, cerco le soluzioni, le trovo, e quando le abbiamo trovate, quando avevamo i giocatori a disposizione, così poi questo messaggio è per me corretto. Scarichi dopo una stagione fatta al massimo, siamo alla fine. Quella cosa che dice Conte che a me non è piaciuta, del secondo, terzo, quarto posto, secondo me ha avuto il suo impatto. Poi in qualche modo io l'ho sentito anche soddisfatto di dire siamo al secondo posto, e quindi là è arrivato la reazione anche con la Cremonese, che doveva avere tutti gli stimoli perché si devono salvare, eccetera eccetera. Oggi io non credo che ci sia stato un problema di non volerlo fare o non averci così. Semplicemente abbiamo visto una squadra che in campo fa il suo lavoro, il Como, e tu ti sei dovuto adattare subendolo un po'. E se sei brillante, se hai tutte le forze in campo che puoi utilizzare, è un conto. E allora sai, un Neres può complicarti la vita, un Vergara, il Di Lorenzo, eccetera, che comunque non abbiamo e che stiamo cercando di recuperare. Anche se l'abbiamo recuperato, no. Højlund qualche partita la dovrebbe poter saltare, sì.
Quindi veramente è difficile aspettarsi che possiamo andare al massimo. No. Quando poi incontri un avversario bravo, perché è un avversario bravo, si soffre. Non abbiamo capitolato. Ecco perché io mi sento un pochino più sereno oggi. Perché potevamo perdere male col Como. Secondo me potevamo perdere molto male. A Chiosa. Ah, e ovviamente la Chiosa, l'unica cosa buona della partita probabilmente l'ha fatta Politano con quel tiro alla Olise, però io non lo sopporto più, perché nel primo tempo tu non ti puoi mettere a scherzare con Vaglie come un cretino Hai visto? dicendo dai stai un po' più basso, e magari forse se lo rincorri è meglio, che dici, invece di lasciarlo da solo. Pure ho visto un po' di risate. Vabbè, accettiamo che sia così. Cioè, se nemmeno Conte gli ha fatto passare questa voglia di ridere durante le partite, eccetera, eccetera, vuol dire che proprio non è possibile. L'unica domanda che mi faccio, visto che abbiamo letto di qualche problemino per Spina, se Spina l'abbiamo recuperato fisicamente al 100%, l'unica speranza è che Gutierrez te lo puoi giocare dall'altra parte e quindi si possono alternare così. Se non ci sono le alternative, gioca lui e accettiamo che ha la possibilità di pescare un cilindro dal coniglio, che la stava quasi facendo, e tutta una serie di altre cose in partita che non fanno impazzire. Via Elmas, De Bruyne per 2 con più gambe e precisi, anche uno per Anghissà possibilmente, un vice di Lorenzo, un buon allenatore che faccia giocare la squadra, non Conte che depotenzia, quindi Conte depotenzia. A posto. Depotenzia, bellissimo. Il campionato è finito, fa bene. Fa bene che intendi, non lo so. Un Gilmour al posto di Lobo, abbiamo fatto solo 2 cambi, potevamo farne altre 2, secondo me poteva mettere anche Erif al posto di Kevin invece che Frank, che non si legge all'Ert. Sono d'accordo. Ah, Politano a ridere fa bene, è chiaro, ho capito. Sono d'accordo, Angiolè, sono d'accordo. Secondo me Gilmour, che poi Conte ha sempre anche detto di stimare, che vorrebbe farlo giocare di più. Secondo me è una questione di fase difensiva, che Lobotka gli garantisce qualcosina in più in fase difensiva a livello di impatto proprio con gli avversari. Se tu ti aspettavi questa partita qua, ed è questa la partita che è uscita, cioè col Como, col possesso palla e tu che ti devi difendere, capisco la scelta di non mettere Gilmour dentro, perché Gilmour ti dà il meglio quando la palla ce l'hai tu. Può ricevere il pallone, alzare la testa e fare. Altre volte abbiamo visto che Gilmour a volte è risultato un po' leggero nei contrasti, e se questo era la paura di Conte me lo spiego così. Elmas non me lo spiego perché non è stato messo. Ho cercato di immaginare cosa potevi volere da Anghissà in quella zona, e che vi devo dire? Su questo che vi devo dire? Ma per fortuna Elmas non gli vuole bene nessuno, quindi te lo chiedi solo tu. Gutierrez comunque cazzimoso, tiene los huevos. Comunque Vale, dopo che hai fatto l'analisi tattica PSG Bayer, cosa provi dopo aver visto questo tipo di gara? Non vuoi qualcosa di più da Conte? Assolutamente sì, è chiaro, è chiaro. Capisci che questo stavo dicendo, Vince, cioè mentre faccio l'analisi, cioè mentre guardavo la reaction, per un attimo, visto che no, la Champions dovrebbe essere tranquilla e non stiamo rischiando di uscire dal 4º posto, perché sarebbe una cosa assurda, e ho guardato la partita quasi con più distacco e ho apprezzato le cose che ha fatto Fabregas. Più che demolire Conte, ho visto un Napoli in difficoltà per le qualità del Como e per tutto un lavoro di ricerca che Fabregas ha fatto. Per questo io faccio la conferenza di Fabregas. In quanti se la sono vista la conferenza di Fabregas? In quanti vogliono effettivamente andare nel profondo e capire dove si può migliorare, dove anche Conte può migliorare? Oppure è più facile, non mi guarda niente, Conte out, non mi segnato, Conte out, non serve a niente. Quindi io questo è il momento che sto vivendo, con molta serenità. Non sono sposato con Conte, non sono legato a vita a questa idea. Ne arriva un'altra, deve essere meglio perché bisogna crescere, eccetera, eccetera. Riusciamo a sostenerlo, un allenatore giovane che ogni tanto prende il gol perché vuole far giocare il portiere dal basso? Vediamo. Oppure se poi escono i risultati tristi, che tu porti avanti una filosofia,
che alle volte è redditizia e alle volte no, perché Wagyu, il Como, è quinto in classifica con 62 punti, hanno 8 punti meno di noi. Dici, ma quello è il Como, tu sei il Napoli che hai vinto lo scudetto, va benissimo. Però mi hanno sempre anche detto che il campionato comincia da capo, si comincia tutti da 0 punti. Abbiamo fatto 4 vittorie in più. Abbiamo perso le stesse 7 partite. Se noi stessimo al posto del Como, con Fabregas eccetera eccetera, cosa si direbbe in città? Non lo so se siamo pronti. Io la sfida la accetto, se qualcuno, se De Laurentiis me la lancia. Io la accetto. Però non lo so se la piazza è pronta. Daniele celebra 35 mesi di membership, più Elmas e meno Anghissà. Poli ha stufato. Vabbè, era su Politano che si diceva... Avevo pronosticato 1-1, ci sono andato vicino. Pure io, amico mio, sì, avevo detto 1-1 pure io, col gol di Politano e di Baturin. Baturin pure ci è andato vicino con un tiraggiro, Politano ha preso il palo, e quindi... Angela, ma di te non ho dubbio, però in generale, tutto l'ambiente Napoli, e non solo i nostri iscritti, che vorrei sapere in quanti se la sono andati a vedere. Conte Outlet, lo podcast da salutare e ringraziare. Eppure il finale della partita speravo vi avesse lasciato un pochino di più, invece no, va benissimo. Vabbè. Buonasera a tutti ragazzi, buonasera Valerio. Parto con il dire che siamo a più 8 dal Como, a 9 punti rimanenti dal termine, più 9 sulla Roma che è una partita in meno, ma abbiamo lo sconto diretto a favore, quindi 3 punti alla prossima in casa con il Bologna e aritmetica, certezza, siamo in Champions League, quindi parlerò della prestazione. Aspetta, la certezza? Termine, più 9 sulla Roma che è una partita in meno, ma abbiamo lo sconto diretto a favore, quindi 3 punti alla prossima in casa con il Bologna e punti, okay. Aritmetica, certezza, siamo in Champions League, quindi tu mi hai ricordato adesso, cioè io se nel confronto con Fabregas io accetto anche di perdere e accompagno, do il benvenuto, I welcome 1 point against Fabregas, con Italiano vado veramente, mamma mia. parlerò della prestazione velocemente, senza pensare dunque ai risultati. Va bene lo 0-0, però il come è arrivato mi ha deluso, a parte che il primo tempo cambiato poco rispetto al primo tempo con la Lazio, nel senso come atteggiamento, perché il Como poteva farci tranquillamente almeno 2 gol, ci hanno graziati più di una volta. Ma con la Lazio male. noi la palla. Non ho capito la scelta di Conte di andare uomo su uomo contro una squadra che è abituata a giocare uomo su uomo e soprattutto a giocatori dal centrocampo in su che si interscambiano le... Non eravamo uomo su uomo, altrimenti uno su Nico Pazzi ci sarebbe stato. C'erano alcune marcature a uomo, come per esempio Lobotka che doveva salire su Perrone, ma perché il Como è riuscito a tenere la palla e a fare le loro azioni? Perché non eravamo uomo su uomo. Posizioni molto facilmente, soprattutto sugli esterni, non ci abbiamo capito molto. Nella ripresa poi loro sono calati, abbiamo avuto qualche occasione. Peccato perché l'ultimo quarto d'ora potevamo provare a vincerla. Bello il tiro di Politano, che alla fine è stato uno dei migliori, anche per il fallo che ha fatto tattico. Giusto. E va bene così, per il resto lascio tutto a voi, forza Napoli sempre. Uno dei migliori, vado in difficoltà, però il tiro sul palo ovviamente è una delle migliori cose della partita, e il fallo che fa col giallo, lo sapete che mi piace molto. Molto bella la conferenza di Cesc, lui un signore, Cesc, lui un signore, se mai Conte dovesse andare via mi piacerebbe Cesc, dobbiamo vedere se a lui piacciamo noi, dobbiamo capire questo. De Laurentiis quando ha preso Sarri comunque ha preso un allenatore alla Fabregas, solo che in quel momento non eravamo la squadra che siamo adesso. No. Antonio, molto diversi. Sarri è un allenatore che ha fatto la gavetta dai campi di eccellenza fino ad arrivare piano piano in Serie A, arrivare all'Empoli così, ma è un allenatore esperto che aveva le sue idee e le portava avanti a prescindere così, ma arrivava con la fame, ma con l'esperienza di un uomo con la sua età. Fabregas senza essere un giocatore, Fabregas è un giocatore che ha giocato ai massimi livelli da giocatore,
arriva a fare queste cose da allenatore giovane, non da allenatore esperto che ha fatto la gavetta, allenatore giovane. Quindi non li vedo proprio paragonabili, assolutamente. Molto molto moderno Fabregas, con approccio a metà tra voler avere il dominio e voler attaccare con l'aggressione gli avversari uomo su uomo. Sarri no, Sarri tutto a zona, quindi non lo vedo all'epoca Sarri un allenatore alla Fabregas, non lo capisco il paragone. Buonasera Valerio, buonasera amici bellini. Beh, che dire, una partita un po' così, diciamo, sulla falsariga di questo finale di stagione dove facciamo una partita buona ed una partita così così. Il primo tempo proprio brutto da parte nostra, il Como un po' per demerito suo, un pochino per bravura di Milinkovic non ha trovato il vantaggio e lì sarebbe stata partita finita per me. E secondo me siamo stati anche un pochino troppo larghi a livello difensivo. Trovavano troppo spazio a livello centrale, poi eravamo costantemente in ritardo su tutti. Sì, seconde palle, Su Nico ma Paz poi non te ne dico proprio. Io non capisco cosa abbia fatto il povero Gilmour per non meritare di giocare. E niente, poi nel secondo ci siamo un pochino ripresi, ma perché il Como è venuto meno. E anche lì avremmo potuto fare qualcosa in più, ma è un buon punto da una parte che almeno lascia il Como a -8 e poi vediamo di arrivare secondi. questo è un altro discorso che non abbiamo proprio toccato, cioè era anche la squadra quinta in classifica. Adesso vediamo la Roma che potrebbe approfittare e mettersi a 64 se vincono. Però era quella la squadra che insomma non dovevi far avvicinare per eventualmente poi andare in difficoltà anche così. Io purtroppo nel pre-partita avevo messo in preventivo questa cosa qua. Ho detto non è questa la partita, questa era la partita da statement, se volevi proprio zittire tutti e dire no guarda, arrivo al Como, non me ne frega proprio, dimostriamo che siamo meglio di loro. Non siamo riusciti a farlo assolutamente. Io me ne esco che il Como è meglio del Napoli oggi, lo devo dire perché è quello che vedo. Però strettamente a livello di classifica e di punti, nel consolidare questo hai fatto, hai consolidato, e credo che il Como esca dal campo frustrato dal fatto di non essere riuscito a segnare. Como che è la squadra con 59 gol fatti, quella ancora la seconda migliore dopo l'Inter. Insopportabili quello che mettono in discussione uno dei migliori in rosa che abbiamo, Lobotka, che inserito in un contesto tattico diverso farebbe ancora benissimo. Non cerchiamo i problemi dove non sono. Vani ha il lancio lungo, ma lui e i passaggi precisi sono rette parallele che non si incontreranno mai. Scelte di gioco tipicamente contiane che oggi non hanno pagato, probabilmente siamo anche stanchi di una stagione certamente difficile, quella è tutto, ma è una stanchezza che secondo me vale per tutto l'ambiente, il gruppo squadra, i tifosi, forse lo stesso Conte può essere un po' stanco, noi pensare che lui stia sempre a 1000, no, e anche là ti dà una mano ascoltarlo in un contesto diverso che non è il calcio. Quell'intervista dove era Nisida, non ho capito se era Nisida, poi Real, mi ricordo, e anche lì capisci il lato umano, dice alle volte anche a me viene voglia di mollare, poi devi vedere come reagisci a queste cose, ma anche io ho dei momenti così. Ma io è tosta, pensiamo che sia tutto facile, che sia tutto automatico e meccanico, ma non è così. Rinnegare sistematicamente non ti fa onore. Michele, io faccio un discorso calcistico, se tu non lo capisci non ci posso fare niente. Sarri è rimasto ancorato alle sue idee di modulo, di schema di gioco, senza mai farmi vedere. È lo stesso discorso che sto facendo per Gasperini, che ha delle idee un po' più moderne rispetto a Sarri, ma anche lui ha dimostrato con la Roma di non saper cambiare di fronte a certe difficoltà. Purtroppo ad oggi Sarri viene esaltato perché la situazione societaria della Lazio è disastrosa, e mantenere una squadra in piccolo. Sarri ha fatto quello che ha fatto Conte a Napoli quest'anno, cioè li ha mantenuti, che non li ha fatti scivolare in retrocessione, perché c'era questa possibilità. Io l'ho ascoltato, i content creator della Lazio,
c'avevano la paura a un certo punto che si potesse scivolare in zona fiorentina, e Sarri è stato bravo a gestire, a semplicemente cercare di non prenderle. Questo è stato un suo merito. Non le prendiamo, in qualche modo qualcuno avrà uno spunto per fare qualche gol decisivo. Hanno fatto giusto quei 2 o 3 gol necessari per rimanere a metà classifica e non scivolare. Questo è stato il suo grande merito. Il grande difetto viene dalla società sportiva Lazio, non c'è dubbio. Ma io il calcio che fa Sarri nel 2026 non lo posso vedere, perché l'idea che noi riprendiamo Sarri e ritorna Allan, ritorna Albiol, ritorna Reina, non avverrà. E non voglio sentire di nuovo le stesse cose, voglio sentire cose diverse. Accusate i nuovi allenatori di cose diverse, ma se torna Sarri e devo sentire un'altra volta, ma con la Cremonese è mai possibile che devono giocare sempre gli stessi? Perché giocano sempre gli stessi con Sarri. E c'avevamo un 11 fisso e Rog non giocava, metti a Rog. Io me le ricordo tutte quelle cose là. Tu te le ricordi che a Sarri si diceva è l'allenatore più bravo dal lunedì al venerdì? Durante la partita Sarri non sa leggere le partite, non sa cambiare la partita in corso. Se gli avversari si chiudono non trova gli sbocchi. Ve le dovete ricordare queste cose qua. Poi avevamo... il bello era che eravamo riusciti ad andare oltre qualsiasi tipo di aspettativa e siamo andati a fare 91 punti, che resta il nostro record, ed era una squadra meravigliosa. Ad ogni prepartita io ho la paura dell'avversario, qualunque avversario. Poi vedo che il Napoli si tiene il pallone, c'ha il 70% di possesso palla, ed è solo colpa nostra se non riusciamo a vincerla. Quindi io ero molto soddisfatto di Sarri. Oggi Sarri non lo voglio sentire accostato alla mia squadra, perché devo guardare in avanti, non posso guardare indietro. Quindi non è rinnegare niente, cerca di ascoltare il mio discorso calcistico. Mancini. Sarri. Allora, Fabio Versatile. Una prestazione imbarazzante. Squadra con lo scudetto sul petto che andava difeso in una maniera diversa. Ma sempre lo scudetto sul petto abbiamo. Non saremo decimi come quando c'era Garcia. Ma Rudy si è impossessato di Tonino. Se non la possiamo vincere, allora non la dobbiamo perdere. Rudy Garcia, esci da questo corpo. Che imbarazzo, che squallore. Una prestazione indegna. Abbiamo lo scudetto sul petto. Meno male che l'anno prossimo non lo avremo più. C'è già lo sticker così. È inutile che devo aggiungere altro. Va bene ragazzi, direi un biscottino, anche se forse ce lo sogniamo, perché secondo me se qualcuno è sceso in campo per vincerlo, quello era il Como. E niente, che c'è da dire, abbiamo voluto far chiudere il campionato all'Inter, perché giustamente stavano in ansia che non riuscivano a festeggiare, così ecco, sono a posto loro, siamo più o meno a posto noi, perché comunque ecco, ora manca un punto e siamo matematicamente qualificati, dico, in 3 partite si spera che un punto riusciamo ad accucchiarlo e insomma ragazzi ci si rivede l'anno prossimo. Già, e le ultime 3 partite ne volevo fare. Lo vedete la stanchezza che ci sta nell'ambiente? È qualcosa che non si può combattere. Siamo tutti stanchi. Sono stanco io, siete stanchi voi. È stanco Conte, è stanca la squadra. È finita. Come ci aspettiamo poi di vedere in campo giocatori che all'attacco che schiantano tutti gli avversari, se noi siamo i primi a non farcela più? Forse avete sottovalutato quanto è stata dura questa stagione. Avete pensato che era tutto normale, era tutto dovuto. Mi sa che ci dobbiamo non solo sottodimensionare, ridimensionare, nel senso di ritrovare la nostra dimensione. Mi sa che abbiamo perso di vista quello che è il Napoli. 4 scudetti, tutta la storia. Mi sa che questo è successo. Pure con Conte giocano sempre gli stessi se non si infortunino, però lui non è dinosauro. Ok.
Conte, non farti vedere l'anno prossimo. Evita anche questo incontro con De Laurentiis. Mandagli una PEC e digli che ti sei scocciato di stare a Napoli. Perché anche noi ci stiamo, anzi ci siamo da mo' scocciati di partite, di prestazioni del genere. O cambi mentalità l'anno prossimo se vuoi restare, o è stato un piacere che ci hai fatto vincere il quarto scudetto again. Ma mo te ne puggi. Cioè io tenevo malato del Napoli nel gruppo e non lo sapevo. Proprio le stesse parole, lo stesso atteggiamento, anche gli stessi termini, le stesse sematiche. Pensavo stessimo ad un livello diverso e invece prendo atto. Io purtroppo credo che ci sia una sorta di incompatibilità strutturale tra quello che Conte è, quello che Conte offre e la percezione calcistica del napoletano, nel senso che magari il napoletano vuole vedere che la sua squadra è arrembante, che sciorina calcio, che è sempre offensiva e che a prescindere da quelli che possono essere gli obiettivi si cerchi sempre di trovare soluzioni offensive e di vincere, perché sinceramente in questo finale di campionato sì, ok, dobbiamo mantenere la posizione, dobbiamo blindare la Champions, però uno magari vuole vedersi pure le partite per farsi due risate, per emozionarsi, per vedere qualche bella azione. Purtroppo Conte questo è, però allo stesso tempo è l'unico che ci può garantire al 90%, 99% di puntare allo scudetto anche l'anno prossimo, quindi sono pronto a farmi il fegato amaro anche l'anno prossimo purché si punti a vincere, poi vedremo. Grazie Paolo. Vedo il taglio di capelli, non me l'aspettavo. Ringrazio tutti gli elfi. Non me l'aspettavo. Ciao Guido. Buonasera amiche belline, buonasera amici bellini, buonasera Valerio. Credo che sia doveroso prima di tutto ricordare il grande Alex Zanardi. Bravo. Se c'è una cosa che caratterizza la mia vita, tutte le persone che mi incontrano, dicono, mia nonna lo diceva sempre, mio nipote non si lamenta mai. E ci sono delle persone che lasciano un segno indelebile su questa esperienza terrestre nell'attesa di capire perché veniamo al mondo, i massimi sistemi. Ecco, ci sono tante persone che si lamentano di cretinate. È stato un esempio di, prima di tutto, di grande sportivo, ma proprio di attaccamento alla vita, di abnegazione. Sono quelle belle persone che non vanno mai dimenticate e non va mai perso il senso della misura nella vita. Quindi quando vi lamentate per cretinate, pensate a chi è ripartito con tutto quello che aveva subito, e mi sento proprio di ricordarlo perché è stata una grande persona. Grazie Guido, hai fatto benissimo. Prendo questo messaggio editore, lasciate i like e lo ringrazio. Conte riuscirà ad aggiornarsi ancora, sperando resti, fa specie sentire PSG contro Bayern definita partita da villa comunale, noi poco reattivi nel posizionarsi tra gli spazi, KDB sprecato così. Mamma mia, quante cose ha detto Ture, da dove vogliamo partire? Per esempio, partiamo dall'ultima cosa che è di campo. È vero, con una partita, soprattutto dell'interpretazione del primo tempo, rischi di lasciare fuori Zolla Kevin De Bruyne. È un'osservazione tattica corretta di Salvatore. Perché il Napoli ha giocato in maniera così svogliata, lenta, poco propensa a capire che col Como, e lo sappiamo tutti, devi accettare i duelli, ancora più ormai che con la Roma, con l'Atalanta, come la squadra, una della squadre che ha più cartellini gialli della Serie A. Non ha i falli del Verona, quindi se da un lato questo bel palleggio, questa propensione a un calcio moderno, ma Fabregas non si è fatto mettere sotto come fece Benitez. Per questo potremmo accusare il Benitez, no? Quando è stato a Napoli, che era estremamente moderno, europeo, però a un certo punto il calcio italiano purtroppo devi un po' legare, legare come si fa nella box, no? Lui l'ha capito Quindi, subito. il fallo di Ramon su McTominay per capirci, Sì, no? quello è un po' troppo per dire. Vabbè, però così, cioè se tu poi riesci a superarli, loro ti entrano nelle gambe, sti l'Atalanta. È troppo facile, visto che qui noi non insultiamo nessuno, cerchiamo di capire nei limiti del possibile. I miei mai, perché sono stupido.
Valerio molto meglio. Troppo No, facile, partita da tre non serve, eccetera. Il calcio è uno sport di squadra. Il Napoli il primo tempo ha sofferto questa aggressione alta del Como, ma soprattutto non arrivava mai sulla seconda, terza, quarta e quinta palla. È sembrato un Napoli molto svogliato in vacanza e soprattutto poco propenso a avere questa competitività in mezzo al campo nei duelli, eccetera. E Kevin De Bruyne è rimasto un pesce fuori l'acqua, perché non è stato né così forte in interdizione e ovviamente non ha potuto ricamare, illuminare calcio perché veramente ha toccato pochi palloni. Corretto. Sul fatto che Conte si possa aggiornare, io credo che lo voglia, sappia farlo e lo farà. Non so dove, se a Napoli in un'altra squadra o nella nazionale, ma sono propenso a credere che lo farà. Sull'ultima cosa, perché tu hai messo in campo molti argomenti, ma è questa la grande rivoluzione culturale, ma che non faremo noi, che non farà Valerio, non farò io, servono tante generazioni subito, poi è stata accusata che non è calcio. In questo periodo, e la chiudo, l'ho detto anche nell'ultimo video, poi la mia compagna mi bacchetta quando mi lascia andare a queste considerazioni, no? Che significa essere progressisti. No? Abbiamo un sacco di personaggi che io giudico socialmente pericolosi, ma parlo della politica. Cioè, qual è il calcio? Esiste un solo calcio, per dire, no? Perché Massimiliano Gallo, che è uno dei giornalisti più colti, garbati, eleganti, ha una sua idea dove il risultato è molto importante, non ama gli orpelli, citiamo un giornalista bravo che non scende mai in polemiche. E vi possiamo mai dare addosso perché è quella sua idea di calcio, ma non è che l'altra è sbagliato, la sua è l'unica o viceversa la sua è per forza sbagliata. Ecco, questa è la prima cosa che mi fa sorridere. Semmai è che cosa è la stessa cosa che capita a me nel cinema. Io una volta scrissi un articolo e una volta feci una lezione, no? Che cos'è il cinema? Prima ancora vediamo il calcio, che è un'arte, un'industria, un linguaggio, ovvero uno spettatore che cosa vuole dal film? Mi voglio rilassare, voglio riflettere, vuole essere uno spunto per affrontare tematiche socio-economiche, politiche, cioè, non c'è una risposta definitiva, Valerio. Ciascuno è anche all'interno della stessa persona. Ci sono dinamiche emozionali nel corso della sua vita, della sua settimana diverse. Vi faccio un esempio e poi lascio altri spazi. Una volta feci una trilogia sul sesso, due film erano molto interessanti e problematici. Uno l'avevo visto a Milano, era una sciocchezzuola, tra l'altro ha avuto scarsissima distribuzione in Italia. Speaking of Sex con Bill Murray, era una sciocchezzuola, era legato più che altro al linguaggio, no? Perché è una causa che poi in realtà è un'udienza preliminare. E quindi tutto è basato sul non dover nominare le metafore degli organi, ma è veramente una sciocchezzuola perché era incastonato in due film molto più impegnativi. Il giorno dopo mi chiamò una delle mie migliori amiche e le disse: guarda, non c'entri niente tu, non c'entra niente il film, ma è un film che mi ha molto turbato e che io avrei immaginato che il film della settimana precedente la turbasse e non che una commediola. Questo per dirvi che poi e chiudo, all'interno metaforicamente di una stessa persona, una persona 2 anni fa poteva cercare delle cose dal calcio e oggi si è annotato, ne cerca un'altra. Quindi questo fondamentalismo di dire quello non è calcio, quello è calcio, io lo trovo molto pericoloso dal punto di vista sociologico, come alcune persone che sul palco, avendo un microfono, dovrebbero, ma questo non c'entra niente col calcio, avere maggiore responsabilità. Semmai ha detto il calcio. E questa è una cosa che noi qui abbiamo fatto. Valerio, questa pulce che io gli misi nell'orecchio l'ha colta, ha detto vedete che sta contando un po' di meno anche nel campo italiano l'impermeabilità della difesa, vedete l'Inter allora semmai ci sono dei flussi come nell'economia, nell'arte, detto in questo periodo si sta vedendo che queste nazioni stanno assecondando più un certo tipo di calcio propositivo. Non è detto che fra 5 anni non si torni indietro. Anche questa, anche l'elasticità mentale è importante. Grazie. Ringrazio anche Mario che mi dà possibilità di rispondere a quelli che mi stanno chiedendo: ma Gilmour a Conte che gli ha fatto? Perché Gilmour non può giocare? E mi dice ancora problemini fisici, stessa fonte che ci comunica le formazioni un pochino prima che escano le formazioni ufficiali, quindi ci possiamo
ci possiamo fidare, onestamente, e quindi ringrazio, perché questa è un'altra cosa che purtroppo quando noi poi finisce la partita, Conte doveva fare così, e non sappiamo mai, e non lo sapremo mai, anche quando le cose vanno bene, se c'era un qualcosa che non abbiamo saputo, perché non si fa la conferenza, non gli si chiedono le cose che ci potrebbero interessare, non si fa il report dell'allenamento, e quando escono delle notizie, Juan Jesus, problemi personali, motivi personali, Lukaku è andato, era infortunato, però non era infortunato secondo il Napoli, quindi è veramente complicato ad oggi dirvi questa era la formazione migliore, perché ce ne dobbiamo andare per un'idea. Due cose, la prima è un'impressione, io divido sempre i dati statistici, le serie storiche, il peso specifico, politico, dà l'impressione che la squadra stia risentendo tantissimo di questo aspetto di incertezza. Io non so se Conte andrà via, l'ha già comunicato oppure no, ancora si deve decidere, però posso dirti sempre una mia umile opinione, e quindi ovviamente sbagliata come tutte le cose che io dico. No, ma si devono vedere la Champions acquisita, sì, la Juve con il quinto posto, non era ancora quarta, ha rinnovato il contratto a Spalletti e sta già programmando, mi sembra un po' un alibi, però un alibi che noi abbiamo visto n volte nel Napoli, cioè una procedura della nostra società di De Laurentiis appoggiata dalla stampa locale, che quindi noi la conosciamo, però da un punto di vista calcistico non è che non è possibile fare il contrario, e lo abbiamo visto quest'anno, cioè stesso campionato a poche settimane di differenza, c'è chi pur nell'incertezza, per quanto mi riguarda sono quelle le squadre che vanno, noi ce la giochiamo con la Roma e vediamo che la Roma se vince avrà 6 punti di distacco da noi, quindi siamo arrivati alla fine del campionato, l'analisi del mio campionato quanto sbagliata non era, però io ne sbaglio tutte. Dicevo, quindi la squadra sta sentendo questa incertezza, non avendo più l'obiettivo del campionato e l'incertezza di chi sarà l'allenatore, altri elementi. Abbiamo degli elementi che possono essere fatti per non mettere in difficoltà la società, in realtà è un atto di galanteria. Io credo che Elmas non giocherà più adesso, giocherà molto poco, perché siccome Elmas, e qua nessuno mi può accusare di essere contro Elmas, perché dovete essere anche coerenti negli attacchi alla mia persona, se prima era un mio pupillo perché non lo volete vedere? Perché poi dici, com'è che riscattiamo Giovanni o Ali se non Elmas? Che ha tantissime, cioè Elmas è del 99, Lucca è del 2000. Quando sento dire Lucca è giovane, Elmas c'è un anno di distanza, ma vediamo quante presenze. Allora diventa difficile se mo puta caso Elmas gioca altre belle partite, fa una doppietta. Diventa antipatico il non riscatto, quindi io potrebbe un'impressione, e Conte dice io sono anche costretto a non mettere in difficoltà la società. È un'impressione. È un'impressione che purtroppo hai unito i puntini. Però questa cosa è successa nel Napoli e non vi faccio l'esempio con altri giocatori. Mertens. Non è che non è successo, l'abbiamo già visto e Mertens. l'abbiamo scoperta dopo. Cosa è mancato per la voglia? Infatti ho citato, parlando degli altri allenatori, ho citato Spalletti e ho ricordato quando ce l'avevo con lui che non mi faceva più giocare Mertens nel finale di quella stagione, quando poi lo mise, ti ricordi Guido, facemmo tipo 5 gol a Sassuolo e ci fu quella scossa così, però sono alcuni Che puntini non era più nei piani del Napoli. La domanda, prego. Cosa è mancato? Armando ti chiede cosa è mancato per i 3 punti. La voglia, quello che non mi piace di questo finale di stagione è che per me, a prescindere che non voglio sentire dire poi dai colleghi che mancavano le motivazioni, perché il secondo posto potrebbe, visto che ancora non giocano, farti partecipare alla Supercoppa, comunque sono dei milioni in più, no? Vengono a scalare dal primo all'ultimo posto. Comunque c'era anche da rindicare sportivamente parlando, chiaramente l'eliminazione in Coppa Italia. Comunque c'era anche da far vedere un progresso. Io ho visto un Napoli arretrato rispetto al Napoli Como sia in Coppa Italia che in campionato. È stato uno 0-0 dove palo a parte ai punti è andato meglio il Como. Senza dubbio. E io invece volevo vedere volevo un Napoli che superasse la quota Guido, 77 punti. Io credo che quelli faremo.
ci sono tante ragioni, a parte che tu scendi in campo per vincere. L'ultima, scusate, se sei una squadra normale, ok, sei il campione d'Italia, quindi far festeggiare l'Inter in albergo o così facilmente, cioè prolungare questa, non che non vincere il campionato, era doveroso, perché non sei la Juve che l'anno scorso non l'ha vinto e gli altri 19 squadre, quindi c'è anche un cosiddetto debito morale, se lo vogliamo chiamare così, nei confronti di noi stessi. Quindi secondo me motivazioni c'erano e ci sono, e invece il Napoli è stato molto opaco, molto molto opaco, ed è questo finale di campionato che dopo possiamo dire quasi la matematica della certezza, beh, non c'è, però i giocatori lo sanno, che Napoli ha proprio mollato, perché tra Lazio, Parma e oggi Como, a parte la partita con la Cremonese, abbiamo visto tante partite scadenti. Dobbiamo avere l'onestà di dirlo, e non per attaccare Conte. E una delle ragioni, secondo me, è che proprio questa incertezza del futuro, è sbagliato, i giocatori dovrebbero motivarsi, certo, lo so, però non sta avvenendo. Domanda, ecco, che si lega un po' anche a questo. Secondo voi, se fossimo stati punto a punto con l'Inter, avremmo giocato così col Parma, con la Lazio, col Como? Non ha senso, forse. Possiamo inventarcelo, nel senso, possiamo pensare di no. Però guarda, qui ce l'ho. Eravamo punto a punto l'anno scorso e abbiamo visto delle partite dove abbiamo sofferto anche nel finale. E non lo so se è una questione di la sofferenza, come Conte disse, non volete nemmeno soffrire, però tu vedi che la squadra ce la sta mettendo tutta, che il portiere avversario è il migliore in campo. Quando il nostro portiere è il migliore in campo, noi dobbiamo accettare che l'avversario ha giocato meglio. Da lì io non esco per un'analisi semplice e banale della partita, quindi non lo so. E oggi, da ex portiere, poi diventato attaccante, poi centrocampista e poi zoppo, allenato da un portiere, perché il primo allenatore è stato un portiere vero, di professionisti. Ha fatto 2 raffinatezze il nostro portiere, perché è vero che Rachmani, e c'è un Napoli senza Rachmani, un Napoli con Rachmani, e scusate la differenza, porca miseria, però lui esce bene, gli toglie quel tempo, non fa rigore, gli copre una parte del campo, facendolo decentrare, poi costretto a rientrare, perdere un tempo di gioco, e poi anche sul tiro deviato che l'aveva spiazzato Beckham. Ah già, io quello me lo stavo dimenticando, perché stavo pensando molto alla parata in uscita su Diao, dove riesce a mettere i piedi, cioè a cadere in tempo con i piedi in spaccata. Sembrava un tiro fiacco, invece no, il tiro era buono, ma è stato poi deviato. Quello di Baturina deviazione da Beckham, se non sbaglio. Molto alto come portiere, lo sappiamo. Noi valutiamo di partita in partita, di prestazione in prestazione. Questa sono la famosa "perché seguite il calcio se gli arbitri non gli arbitri", perché è bello. Perché ci sono delle cose belle. È bello. Ascoltiamo l'altro vocale. Ciao amici bellini, ciao Valerio. Io sinceramente sono più arrabbiato per le cose che leggo e che sento dire che per la partita in sé. La partita in sé era questa, l'ho scritto anche sul gruppo prima. Se li vai a pressare alti ti imbucano, se li aspetti comunque girano palla e sono pericolosi. Secondo me il piano gara di Conte non era per niente sbagliato, perché comunque per i primi minuti hai provato ad andarli a prendere, hai visto che ti imbucavano facilmente, ti sei messo dietro e hai aspettato, hai comunque chiuso bene gli spazi e comunque poi dopo avevi più benzina tra virgolette nel finale per provare a fare qualcosa. Nel momento in cui il Como si è abbassato ed è cambiata l'inerzia della gara, forse lì serviva quella spinta in più per poterla vincere. Però anche il commento che adesso andrà a virare del fatto che lui ha detto se non possiamo vincerla non perdiamola. Ragazzi, ma perché dobbiamo perderla sta partita? Ti metti un punto in cascina, blindi completamente la situazione Champions League. Io non capisco questa cordata verso Conte. Non è che bisogna difenderlo fino alla morte perché ci ha fatto vincere uno scudetto. Però ricordiamoci una cosa, che senza Conte tu sei con uno scudetto in meno e 2 anni nell'incognito.
Vuoi togliere un anno di Conte e togliere quest'anno senza Conte, con un Fabregas di turno, con un italiano, con un Sarri, con un Mourinho, quelli che volete voi. Tu stai al 10° posto, quindi io sono arrabbiato per questa cosa qui. Non facciamo i tifosotti con la memoria corta, perché non possiamo permetterci di fare i tifosotti con la memoria corta. Detto questo, ognuno ha le sue idee poi ovviamente, però io rimarrò sempre su Carlo Conte e vi dirò di più. Rimpiangeremo Conte. Tutti questi qua che dicono Conte è out, Conte è un dinosauro, Conte è questo e Conte è quell'altro, rimpiangeranno Conte. Grazie Simone. A parte che mo mando una frecciatina a Valerio, temo che ormai di tifosotti qui se ne stanno rimanendo molto pochi, se no saresti Mi arrivato, difendo col piccione. saresti arrivato a 40.000 iscritti, ma questo fa parte insomma, della vita. Se uno sceglie un percorso di zero qualità, scende. No, ma infatti questa poi No, sembra no, ma ancora non di ce l'ho con l'amico Bellino, nel senso, No. Ti anzi, rispondo. intervento condivisibile, Garbato, nel senso, era ironico, nel senso, qui in realtà è proprio il contrario, cioè, nessuno fa. È vero, perché è praticamente dalla seconda giornata di campionato, che Conte è attaccato perché si è giocato male col Pisa, tranne la prima Sassuolo-Napoli, quest'anno è stata una via crucis per Conte. Progressiva, sempre più pesante, con toni più accesi. La panchina del Napoli è diventata una panchina veramente brutta. Poche persone possono sedersi su una panchina del Napoli, perché lo dico sempre, hai tutti gli svantaggi del Napoli e non hai i vantaggi della grande squadra, ma hai la pressione della grande squadra, come se ormai dovessi per forza vincere. Anche le grandi squadre ci guidano, ma l'Inter sì, però qualche aiuto interno e esterno ce l'hanno. Non parlo di aiuti di imbrogli, amiche Bellini, aiuti nel senso proprio di sostegno, di organizzazione, di ambiente, parlo di aiuti nobili, perché bisogna essere precisi con le parole. Noi è un tiro a bersaglio, lui l'ha detto, voi, cioè, a questo punto noi difettiamo di comunicazione, mi è sembrato molto Guido all'ultima conferenza stampa, ha detto qua è un tiro proprio al bersaglio, Conte, gli stessi che per mesi, Conte, deve venire Conte, qui non è che è una questione di rimpiangerlo, è che è diventato veramente difficile, nel senso che ormai ti sei messo in un imbuto strettissimo, perché hai bisogno di allenatori molto bravi, non è detto necessariamente il Mourinho esperto, cioè, però molto bravi, perché ovviamente devi essere credibile come proposta di gioco, ma anche che hanno una personalità gigantesca. E lo vediamo di allenatori che hanno personalità gigantesche e anche ego gigantesco, no? Come Spalletti, che è logorante, cioè tu dopo il primo anno già non ce la fai più. Un anno di Napoli sono 15 anni di atletico. È proprio così. 3 partite col Como, 3-0-0. Sì, e questo non mi è piaciuto, perciò ho detto oggi avrei voluto vedere un progresso, e voglio capire perché sta avvenendo questo. C'è anche da dire, fai vedere almeno la tabella, quella degli infortunati. Napoli aveva un punto da migliorare, cioè si può migliorare tutto nella vita, anche il taglio di capelli improponibili di Guido. L'ultimo che è la sostituzione? No, non le sostituzioni, quelle poi io l'ho chiamato infortuni, no? Ok. Noi dovevamo migliorare l'attacco, perché l'anno scorso hai vinto lo scudetto con record negativo di gol a partita, però praticamente alla fine Lukaku non ha fatto quasi mai la stagione, ha fatto poche partite, anche un gol decisivo. Il famoso, chi è che disse, non mi ricordo, non lo voglio manco nominare, Stock Malone, no? Stock Malone, sì, abbiamo visto l'asse, non abbiamo mai visto, perché credo che abbiano fatto solo 3 partite, no? Queste sono proprio tutte le partite, lo puoi anche mettere con gli enormi grigi. Siccome per motivi di famiglia oggi è inaugurato un nuovo colore, non sapevo che colore mettere, Juan Jesus, perché non è né infortunato né I motivi personali. Bellissimo. Ok. no, perché poi negli anni uno se lo deve ricordare, no? La leggenda. Tu ridi, però se tu fra 3 anni me lo chiederai per No, fare è chiaro. Ma vedi, sei sfizioso, perché pure io mi sono scritto qua sopra la partita, Olivera out, JJ out, perché poi se un domani qualcuno mi chiede, sai, ma la partita col Como, ma perché Conte ha fatto giocare Beukema?
E io non me lo posso ricordare perché Olivera preoccazione per un affaticamento, Juan Jesus per motivi personali. Di Lorenzo in panchina lo consideriamo però labile o per arruolabile? motivi No. personali condivisi, non disciplinari, come è successo una volta Mairo Rui o per esempio no, Marianucci e Ambrosino che sono quel colore marrone. Che si erano... No, diventa anche una sfida per me. No, secondo me la situazione di Juan Jesus l'hai pittata tu. 5 anni in una squadra, 5 anni in una squadra, 5 anni in una squadra. E adesso questi motivi personali possono essere anche un trasloco, una cosa che... Ma cioè, questa gente ha capiamoci. genitori che diventano nonni, suoceri, bambini. No, vabbè, questo era per divertirsi, vedete. No, poi la mia faccia è brutta pure con il capello corto. Sto mettendo quell'altra, aspetta. Sì. No. Capello corto che mi è stato imposto proprio in maniera talebana. Ok. Tra l'altro devi sapere che il mio barbiere è Cavaliere della Repubblica. Cavaliere con la G. Sì, con firma di Ciampi e D'Alema. Ma che cosa incredibile. Allora, questi gli infortuni. Allora, tu stai giocando tutta la stagione alla fine senza Neres e adesso pure senza Vergara, che non era titolare, ma Lukaku, possiamo dire, a questo punto non rientrerà, a parte quegli scampoli di partita, hai fatto la stagione solo con Højlund. Poi si è fatto male anche Neres, De Bruyne ha saltato 28 partite, no? Di Lorenzo è tornato oggi, ma farà scampoli di partita forse all'ultima, alla penultima. Pure Gilmour 23, Insieme, Gilmour 23 partite insieme a Ghessà 24. Cioè noi abbiamo avuto praticamente una squadra, perché Meret era il titolare, il portiere, Rachmani ne ha saltati 18 e il centrocampista centrale. Di Lorenzo è il nostro capitano adesso, ma non tantissimo, però sono 12. Poi hai perso Anghissà e De Bruyne come titolarissimi, Lobotka per un periodo e Gilmour il sostituto, e davanti Lukaku, Neres. Praticamente il Napoli titolare non c'è mai stato. Cioè tu non hai perso, non so, Juan Jesus, Olivera, Politano, no, tu hai perso 5 big per tutto il tempo ed è un altro campionato, non puoi valutarlo questo campionato, cioè lo stiamo valutando, però non possiamo fare con i 6, se ci fosse stato Antica, va bene. Allora, no, questa non è offensiva nei confronti di Conte, la prendo io come un'offesa. Dadi, hai mai visto un solo mio video di post partita? Uno solo? Dove io mi metto là e ci vogliono dalle 2 alle 3 ore per rivedermi tutta la partita, per prendere gli screenshot, per metterli in ordine sull'iPad, per fare i disegnini e tutte le cose. L'hai mai visto? Ti chiedo, sono calmissimo oggi perché questa era la partita che mi aspettavo e non sono... Io con la Lazio ero distrutto perché non potevo sopportarla, quella sconfitta là. Oggi sono calmissimo perché questa è la partita che mi aspettavo e cioè ho una soddisfazione da analista, come tifoso sto incazzato perché volevo attaccarli, ma come uno che analizza il calcio io sono più soddisfatto di una vittoria, non lo potete accettare. Oggi arriva una bella divisione tra quelli che mi potranno continuare a seguire e quelli che mi abbandoneranno e va benissimo. Posso confidarvi una cosa che non dovrei fare, privata. Una volta mi hanno presentato Montervino, devo dire gran signore nella vita privata, non che nella vita pubblica non lo sia, però ho detto abbiamo parlato di calcio, lui sicuramente ad alti livelli, io abbassavo il livello come mio solito. È una cosa che mi ha confidato, perché io gli dicevo bello quando fai vedere le analisi tattiche, e non a caso sono diventate sempre di meno, ormai proprio ridotte a zero, il fatto che nelle televisioni degli editori, che quello è il momento, invece quasi un'attura te lo concedo, perché poi quello che poi funziona ovunque, no? E lo sappiamo, no? Uno youtuber che litiga con il Vate, quello che litiga con quello, Pedulla che litiga con quello, litigano tutti, tra colleghi, adesso ci mettiamo a litigare pure con gli youtuber, quello funziona. Signori, io lo posso sapere nel mio piccolo, pure se sono zero rispetto a Valerio, come canali di cinema, ed è una rottura di scatole per me mettere tutte quelle foto precise al momento quando io cito un film. Lui pure è un po' più complesso perché io devo semplicemente, pensate quanto c'è,
prendere il Blu-ray, metterlo nel computer, fermare a quel preciso momento. Se uno è 920 x 1080 non ci sono problemi. Se già uno è 920 x 1,36 lo devo ridurre allo stesso preciso fotogramma, cosa che non so fare. È un formato diverso, devo fare MPEG e poi lo devo andare a mettere nel video nel preciso momento. Ogni singola immagine che voi vedete nel mio video significano ore che perdo di notte. Valerio sicuramente è molto più veloce di me, molto più bravo di me, ma quelle decine di immagini che lui mette portano, non lo chiedo per educazione, per decenza, perché no? Un sacco di tempo. E io credo che adesso sia non il canale, non la trasmissione, il punto di approfondimento calcistico più, non solo prolifico, ma più ricco per quanto riguarda gli screenshot. Perché lui più ne mette, più ne ha. Quindi mi spiace, io per educazione non ho mai cacciato nessuno, e poi non è il mio canale, non posso dire qual è la porta. Però mi onora No, va il benissimo. tempo che uno perde, e guarda, non è paragonabile quello che faccio io, quello che fai tu. Però io lo so tecnicamente che significa dover mettere, e poi non sono messi casualmente, no? Perché tu lo devi mettere nel momento in cui parli, perché quello è il Infatti, migliore didattico, e poi altrimenti avessi dei mezzi che mi aiutano, laggo pure, quindi va benissimo. Se un giorno arriva Allegri sulla nostra panchina e io scopro che, facendo un'analisi più approfondita, perché io il Milan lo guardo ogni tanto, se io scopro che Allegri, anche lui, ci facciamo un sacco di risate, scopriamo che anche lui invece fa finta di fare l'anticalcio e invece c'è tutto un discorso alle spalle. e poi comunque a me non sta bene questa cosa, e quindi non posso proprio di nuovo come Elmas essere accusato di essere pro o contro Allegri, che noi ci siamo sorbiti i Peana negli anni allegriani della Juve e le peggiori umiliazioni Benitez, Sarri e anche Spalletti, perché una certa persona che diceva ma che cosa significa il possesso palla, ma che cosa significa, non era 20 anni fa, era il Napoli del primo Spalletti e lì Allegri andava bene. Quindi adesso che sia diventato, quindi io che devo difendere Allegri è una cosa assurda, è diventato uno sport, ma è il punto di partenza che ti ho detto prima. Che cos'è il cinema, che cos'è il calcio? Cioè il calcio, perché io sono cresciuto anche col calcio di Zeman e al 99% Zeman è stato distrutto anche per ragioni, diciamo, extracalcistiche, che è l'unico che si è messo contro la Juventus. Ma è Zeman che si diceva non sa difendere, le sue squadre non sanno difendere, non sa difendere, cioè. E voi siete tutti molto giovani da non ricordare, ma fino a pochi anni fa, no? Ma poi non ha vinto nulla, poi non ha vinto nulla, poi non ha vinto nulla. Io dicevo, ma che cosa vogliamo dal calcio? Vogliamo vedere quanti giocatori lui ha preso e li ha fatti diventare molto più bravi o il risultato? Non c'è una risposta unica, perché per alcuni dici no, la valorizzazione dei giocatori è più importante, per altri dici no, non devi prendere 2 gol a partita. Ringrazio Claudia, anche perché non è che voglio prendere solo i messaggi di chi mi attacca, voglio prendere anche quelli, perché poi capita la cosa inversa, che uno tende a dare più importanza ai messaggi negativi che non a quelli positivi, invece ce ne sono molti che mi onorano della loro attenzione, ed è solo questo che ogni tanto mi demoralizza, perché se io tutto quel lavoro lo faccio nella speranza di farvi vedere qualcosa in più che durante la partita io stesso non posso vedere perché sono accanito dal risultato, finita la partita, il risultato è acquisito, cerchiamo di capire cosa si è fatto, cerchiamo di intuire, visto che non ce lo dicono, non glielo chiedono, cerchiamo di intuire il perché Gutierrez a sinistra, che idea è, perché, come mai, è perché ti può dare delle soluzioni. Ma anche i progressi, Rachmani, quando ti ho detto vedi Beckham e Buongiorno non sono bravi a chiamare la linea, eccetera, lui, e quando ho detto una partita di questa il Napoli però non ha messo mai in fuorigioco, oggi hai visto Rachmani, la linea chiari bene, ma sul gol che abbiamo rischiato di prendere è Gutierrez che non ha tenuto bene la linea. Noi queste cose le notiamo, lo dobbiamo buttare in sala mensa come Fantozzi? No, vediamo anche i progressi dei giocatori, no? Come, e chiudo per onestà intellettuale, la cito, non ci siamo visti la partita scorsa. La partita scorsa
banale da tutti i punti di vista, anche per l'arbitraggio. C'è stato un calcio d'angolo che non c'era per il Napoli, nettamente, era visibilissimo che non c'era. Sì. E io lì ho sperato che il Napoli non segnasse, perché era brutto che segnavi su un Sai che calcio d'angolo. Poi non abbiamo segnato, perché figurati. Ho detto, io mi segno tutto, non solo le cose a favore, perché altrimenti poi la mia stessa mente si convince di un complotto che non c'è. Non è il canale adatto per fare un certo tipo di discorsi. E Questo infatti dico, oggi ma veramente tutto mi segno, perché altrimenti pure io mi convinco, ecco, sono solo contro di noi, contro di noi, contro di noi. E no, lì era un angolo platealmente che non c'era e ce l'hanno dato dietro la curva A. poco ci manca, caro, che improvvisamente il Napoli sia diventato un neopromossa che deve tutti i suoi risultati al Conte. Fabio tra l'altro ha detto che lui non se ne va dal canale, resta perché così ogni tanto si fa due risate, e noi a livello proprio economico lo ringraziamo della sua, della sua presenza e delle sue interazioni, perché poi a un certo punto io mi arrendo e mi faccio una chiacchiera non solo di cinema ma di tutt'altro. Guido, qual è stato il tuo ultimo video? Il mio ultimo video, perché io ho assecondato quel genio di mio fratello, oggi c'è il professor mio fratello, una nota trasmissione, che garbo, e arrivo subito al dunque, perché lui ha detto, quando sei stanco, stai lavorando tanto, non devi per forza fare quell'approfondimento da 18-20 minuti, fallo più breve. E quella cosa ho sentito il suo consiglio. Però lui dice sempre, accontenta le persone, non fare i video di film che nessuno può vedere, ha visto. E ho fatto il film sul il cattivo tenente di Abel Ferrer, quindi non mi sono sentito, poi mi sentirò. Mio fratello ha detto, quale parte non è chiara del mio discorso fa in film facili, però siccome devo andare a vedere con le mie due amiche stiliste Il Diavolo Veste Prada, vediamo se facciamo proprio uno speciale con loro. Quello è facile, dai, Il Diavolo Veste Prada è quanto di più commerciale. È più, Quindi sì. per dirti, gli ultimi sono proprio come non fare, cioè come distruggere se stessi, no? Il cattivo tenente, speciale di conoscenza carnale, è il ritorno dei Sette Secasum di John Sayles, che è introvabile, non esiste in DVD, videocassetta, non esiste sui siti in streaming, non te lo puoi scaricare. E infatti Però tutti mi hanno scritto in privato, ma noi come lo vediamo? Noi come lo vediamo? Perché Però se tutti... se lo vedono 400 persone, immagina un piccolo teatro di 400 persone che se lo vedono, è già una cosa che tu hai colmato una lacuna che su internet non c'è e ne devi andare orgoglioso. Ma ti ringrazio, a parte ringrazio Rita che subito da donna colta ha sottolineato, sì, ho capito, non sarà un film famoso, però è un regista che ha fatto anche i video per Bruce Springsteen. Ma non perché è un regista commerciale, perché è un genio della cinematografia. E quindi Bruce Springsteen, che ha un certo impegno civile anche nella musica, si è preso un regista di cinema indipendente, non chiusa questa parentesi. Sì, poi alla fine Valerio è il tempo, no? La predisposizione. Io adesso ho completato la preparazione, inizierò il 1° giugno la stagione all'aperto delle conversazioni cineletterarie che saranno ancora più difficili dell'anno scorso, che saranno dedicate al noir americano, quindi dai grandi classici del noir ai grandi classici del film, ed è complesso. E pensavo poi alla fine, tanto non ha nessuna velleità il mio canale, è carino che, non dico che sia di nicchia, che puoi trovare qualcosa di leggermente diverso, tanto non c'è bisogno che io parli necessariamente del film di cui parlano tutti gli youtuber, perché comunque non nasco come tale, detto. Però adesso dai, facciamo Il Diavolo Veste Prada 2, perché avendo Gabriele e Stefania, loro sono proprio laureate specializzate, in moda e design, cioè, non è solo perché sono amiche mie, belline, eccetera, sulla loro materia, e sono bravissime. Una volta, una cosa che vorrei fare per tutte le donne che vedono il canale, Gabriele ha fatto la tesi con me, ha fatto una tesi su Angelina Jolie. Lei è una patita di Marilyn Monroe. E io dissi non farla su Marilyn Monroe, perché siccome è il tuo personaggio preferisco, rischi di stare una vita perché non sarai mai contenta. Prima che Angelina Jolie diventasse un'icona. Pensate quando andò all'Oscar con la spaccata, e fanno dei disegni degli abiti, perché loro li disegnano a mano, bellissimi. Io ho detto una volta sarebbe anche bello far vedere al pubblico tutti questi disegni, ma loro sono come il loro maestro, sono timide
e non vogliono far vedere questi disegni. Però ho detto dai, andiamo a vederci questo film insieme e parliamo, saranno contenti tutti che almeno facciamo 500-600 visualizzazioni. Chiusa questa parentesi, dici, no, Sei riuscito a capire se Rachmani si è infortunato? no, no, hanno detto che lui per via precauzionale l'ha detto proprio Conte in conferenza stampa, quindi Ah, ok. possiamo... Me lo devo recuperare. così ha detto Conte, poi casomai domani fare un'ecografia e dire, avete fatto i buffoni, però Conte ha detto no, no, si è fermato in tempo perché l'ha spiegato, ha detto lo hanno proprio centellinato anche durante gli allenamenti, ha detto li stanno gestendo con attenzione. Questo è il vero tema, ragazze e ragazzi. Qualcosa, non stiamo dando la croce, buttando la croce a nessuno, non stiamo accusando nessuno, non abbiamo gli elementi, cerchiamo di capire. Qualcosa non è funzionato a livello di integrazione di comunicazione nei vari reparti tra reparto medico, giocatori, staff, è evidente. E io temo che il capitolo Lukaku questo sia, che potrebbe essere che poi lui non si è fidato più e per non rischiare di perdere i mondiali ha anche mal consigliato, è un'impressione, eh? Però si avverte che non c'è stata una sinergia ottimale tra tutte le componenti e questo potrebbe essere uno degli elementi che non viene nominato adesso di valutazione per la permanenza o meno di Conte. Non solo per la permanenza sì, io rimango, ma questa cosa adesso succede così ed è già successo all'epoca di Ancelotti. Molto molto interessante. Mi piacerebbe sapere se Guido almeno riesca a essere lucido e a ammettere che il KDB deve assolutamente andare. Ormai è cotto ed è il momento di guadagnare senza giocare a rabbia. Lucido lo sono molto, mi spiace deludere. Io l'ho No, sempre penso detto. che si riferisce a me, cioè io non sono lucido e speriamo che tu sei lucido. No, no, ho detto, a me dispiace che andrà via Anghissà e non Kevin De Bruyne. È stato un equivoco tattico, si è fatto male, ha saltato, abbiamo visto quante 28 partite, troppe, a fine campionato non puoi pretendere che sciogli l'equivoco tattico, tant'è vero che non sta giocando Anghissà. Ehm, E questa è una delle problematiche del Napoli e dell'ambiente e anche dei tifosi, che è quello che ti ha accusato fra i tifosotti, quelli lo sono. Domanda, ma il Napoli è pronto per ospitare un certo tipo di giocatori? Risposta di Guido, assolutamente no, perché la croce addosso la buttiamo a Conte che ha fallito, è arrivato 30esimo in Champions League, eccetera. Risposta, è Guido e Valerio o è Gravina che ha fatto il favore alle squadre super indebitate che adesso può iniziare il mercato estivo non il 1° luglio ma il 29 di giugno? È passata inosservata questa notizia, non ve ne frega niente? No, conta moltissimo per i bilanci, che io mi vendo un giocatore che è a scadenza il 30 giugno, lo vendo il 29, lo metto nel bilancio di adesso e non del prossimo, perché il bilancio calcistico, ricordate, non è come il bilancio delle società 1° gennaio del 31, è come gli anni scolastici. Questa cosa a voi non interessa, è però per le società che stavano in difficoltà e quindi tutti i nodi vengono al pettine, il famoso blocco di gennaio. Poi diceva mia nonna, le bugie hanno le gambe corte. E allora torniamo alla domanda iniziale. Purtroppo noi non siamo ancora una società pronta per avere un certo tipo di giocatore. Qualcuno mi fece notare Pandev, che pure lui aveva appena vinto la Champions con l'Inter, e gli vogliamo molto bene, è stato un bel giocatore a Napoli, però non ha avuto la carriera e comunque era reduce, appena reduce, cioè De Bruyne ha una carriera decennale nel City e questo è un problema. Noi non abbiamo ancora la struttura, anche come ambiente, ovviamente i bilanci per poter reggere 3-4 giocatori, perché De Bruyne è come quando Napoli ha avuto Maradona, poi ti dovrebbero attirare 4-5 giocatori, 4-5 fuori classe, perché tutti vogliono giocare con i fuori classe e tu dici io non ne posso tenere perché ho già lo stipendio di Lukaku e tutta la narrazione che meno male che noi cediamo via Lukaku eccetera, perché così alleggeriamo il monte ingaggi, come se magicamente poi vengono sostituiti da giocatori fortissimi. Però la preoccupazione è che noi, certo, lo dobbiamo alleggerire, lo sappiamo, perché qui se c'è uno preciso con i conti, permettetemi, però il vero interrogativo è questo. Noi siamo in questo momento la famosa crescita che non c'è mai. Abbiamo vinto 2 scudetti. In questo momento il Napoli non è una società, è una squadra attrezzata per
ospitare 3-4 campioni cotti o non cotti o non cotti. E questo secondo me è stato un processo di crescita da parte di Manna. Qualcuno lo può dire che è un azzardo, qualcuno ha detto una scommessa, una cosa giusta, una sbagliata, però si è fatto questo passaggio. Però è ovvio che quest'anno ci sono stati più problemi anche per l'infortunio che benefici. Ecco, questo non significa che non è bravo, non è forte, è cotto, però noi dobbiamo valutare il campo. Se l'anno prossimo Lucca torna e fa 10 gol a partita, già te lo vedono le persone, avete visto Guido Valero, non capite niente, ma quest'anno com'è? Anche no? Io temo che lui potrebbe rimanere e andrà via, perché uno tra Lobotka e Anghissà si è capito che andrà via. Io una cosa che vorrei vedere, soprattutto se Lobotka ormai non c'è più con la testa, deve andare alla Juve, non è vero, non è vero, vorrei vedere più in campo Gilmour, questa cosa la dico con serenità, visto che non siamo lucidi. Però Kevin De Bruyne, e chiudiamo, è un grosso problema, perché tu hai preso un giocatore che era di una grande importanza, di una certa età, e hai bruciato una stagione, perché di fatto 28 partite, tutta la Champions, tutta la Supercoppa, tutta la Coppa Italia, è la parte importante, dall'8ª giornata, quando si è fatto male con l'Inter in poi. Non è che un 22enne, lo stesso un infortunio così importante per un 22enne, non è che comunque è acqua fresca. Con l'anno dei mondiali dove tu comunque li devi fare e non sei nella nazionale materasso il Belgio, non è stata un'esperienza fortunata. Rimarrà molto probabilmente, a meno che Lukaku ha un contratto, è chiaro che c'è una frattura in corso, però devi sempre trovare una squadra che se lo prenda. Ho una risoluzione, insomma, senza nulla pretendere, nel senso che... Sono tanti giocatori, Valerio, sono 10-12 giocatori che il Napoli deve piazzare. Ma Guido, io ascoltavo, oggi abbiamo seguito... Non è bravissimo, parlavo proprio di questo, abbiamo seguito la vittoria dell'Ipswich sperando che... E poi ci fanno sapere che non è detto che è solo la promozione, ma ci deve essere più del 50%. E poi dobbiamo capire se sono le partite, perché nel calcio ti conta partita anche se entri per 5 minuti, o se il 50% dei minuti a disposizione. E se è così, Cajuste sta tipo al 27% dei minuti a disposizione, quindi non è automatico questo riscatto. Quindi si aggiunge ai Lindstrom, si aggiunge ai Lucca, ai Lang, che tutti che ti tornano. Ci sarà un lavorone da fare quest'anno più degli altri anni, perché... Poi per Cotto non ci metterei la mano sul fuoco. È chiaro che lui si è proprio rotto un tennis, si è proprio fatto male, è un infortunio gravissimo, si è operato. Non è come Parliamo di Alisson, per esempio, che lui dice, Micione dice, per me 100 Alisson in prospettiva che un KDB. Ah certo, ma quelli devono essere i giocatori del Napoli, su questo io lo dicevo. Tu mi hai fatto una bella... Mi piacerebbe che tu condividessi con la community quella mini descrizione che hai fatto di Alisson, che secondo me lo pitta proprio nei messaggi. Hai detto, sono anche dei giocatori da far crescere, perché Alisson deve imparare alcune cose del calcio italiano. Voglio fare un parallelismo con la mia amata pallacanestro, e capita da adesso in poi, fateci caso, anche nel calcio. Dan Peterson, che qualcosina ha vinto nella pallacanestro, diceva che, a meno che vabbè, tu non sei proprio Magic, però non prendiamo nel calcio, nel basket, esempi proprio dei maghi, perché quelli sono irripetibili, eccetera. Quindi prendiamo l'esempio di grandi talenti, non dico di giocatori normali, che se superi la linea immaginaria del tiro libero, poi l'assist va a perdere, perché non c'è lo spazio-tempo per riuscire a entrare bene in penetrazione, devi fare prima quel tipo di passaggio. A volte noi vediamo dei passaggi che poi o sono lunghi, il giocatore non ci può arrivare, lo devi fare un po' prima, devi avere la personalità e la capacità di farlo un po' prima. Alisson, Santos come lo volete chiamare, lo stiamo vedendo perché probabilmente terminerà la stagione dove ci potrà essere anche questa percentuale molto sfiziosa di dribbling usciti enormi, e noi dai tempi di Quiccia non abbiamo più giocatori, no? È uno degli elementi di difficoltà che abbiamo, no? I giocatori che saltano l'uomo, però non sa quando scaricare il pallone. A volte non serve arrivare così all'ultimo, se poi comunque quell'ultimo sì ti ha fatto fare spettacolo, però sarà emulato,
E questa è una cosa che devi imparare nel calcio italiano, perché il calcio italiano, col fatto che è molto tattico, eccetera, ti danno molto meno tempo. Da questo punto di vista è più sclerotico, ma se vedete quel bellissimo documentario che si chiama Maradona, non è quello di Costruizza, a un certo punto il preparatore di Maradona disse, e parliamo di un calcio totalmente diverso, che loro il primo anno pensavano di fare una cosa, poi capirono che non potevano fare questa cosa, quindi potevano scegliere o la velocità o la tecnica. La grandezza di Maradona fece tutte e due, aumentò la velocità e la tecnica. Ecco, il calcio italiano è diverso da quello brasiliano e argentino, il che non significa che è più bello e più brutto, eccetera. A volte lì è più spazio, più prateria, ma nello stesso calcio inglese. Qui se tu perdi un secondo il controllo di palla, ti murano già il tiro. Casomai lì tu hai il tempo di riaggiustarti, il tiro lo fai anche un tiro buono. Alisson, uno degli aspetti che deve imparare è il momento giusto dello scarico del pallone, perché lui il dribbling ce l'ha, la sfrontatezza ce l'ha, il coraggio, la personalità ce l'ha, anche la gamba forte ce l'ha, perché riesce ad arrivare addirittura fino in fondo, ma non serve sempre arrivare così in fondo, perché poi ti imbuti, ed è una cosa che tu puoi imparare nel calcio italiano, perché La confidenza è che Guido mi ha scritto queste cose 2 giorni fa, e Alisson oggi proprio, quel passaggio a Højlund che fa la sovrapposizione un attimo prima, cioè doveva sentire un attimo prima che Højlund stava facendo. È anche bello vedere eventualmente i miglioramenti di questi giocatori, quindi io non è, ragazzi, lucidità o cotto non cotto. E la cosa bella della mia presenza qua, che vengo costantemente accusato da certe persone come se non fossi un tifoso, non è facile per me venire dopo Inter-Napoli e dire per questo, cioè non vinciamo e fare incacchiare Valerio. Non è una provocazione, è un fatto culturale, statistico, eccetera, ma lì la difficoltà tra essere veramente analisti o tifosi è una delle cose che ho capito, e chiudo, ma questo vale nella vita e per il calcio è così per il 99,99%, che l'odio è un sentimento veramente negativo, Valerio, perché ti possiede, è un demone. E nel calcio questo è il problema, che tu odi troppo la Juve per essere, non tu, io, eccetera, per essere lucido. Per essere lucidi nell'analisi devi mettere da parte l'odio, ma anche nelle altre cose nella vita, vediamo adesso, no? Perché veramente ti possiede, cioè prende il sopravvento su di te. Il questo, tornando a me, non significa che io non ci tengo alla mia squadra, è una delle ragioni, vedete, invece io ci tengo, che mi piace vedere quando i giocatori migliorano, fanno cose importanti, fanno cose che prima non le facevano, e ti dà una soddisfazione proprio calcistica, soprattutto se poi portano risultati, pubblico, punti, trofei, eccetera. Quindi non è come pensate voi, detto, però se io devo venire qua, non c'è nessuno, già c'è già il vino, quindi io non sarei bravo come lui, quindi che faccio, dal vino in 32esimo? No, ho detto sarei meno bravo di lui. 2.0, 1.1. No, in 32 dice così. Il 2.0 sono più bravo di lui, in 32esimo sono già. più bravo di lui. 0. Se Conte dovesse andare via, chiede Claudia, quale progetto tecnico potrebbe Lo intraprendere il sappiamo, Napoli? quelli o Italiano, che oggi ha aperto le porte a, devo vederlo parlare, o Sarri. Quelli sono i due nomi. Tu c'hai un nome segreto. Vabbè, non è più segreto, era la suggestione proprio Fabregas, perché ma io non è un caso che io sono meno arrabbiato, perché se vedo che Fabregas dimostra di avere la potenzialità di mettere sotto il Napoli, vuol dire che è un bravo allenatore, se lo potessi avere, ma il problema è che non sono sicuro che lui dice di sì, anche se ADL effettivamente... È a rivista, questa è la ragione per cui dice di no. Nel senso nobile, nel senso certo, che è affamato di vittorie. Certo, non è una critica, cioè non è un mediocre. Cioè lui si vede negli anni futuri. Noi abbiamo l'esempio negativo, è stato fortemente negativo per lui, di Thiago Motta. Che si è bruciato di subito in una grande... Ho capito. Vedi anche qui, perché poi questo qua, Guido, la lucidità, vogliamo essere proprio raffinati, Valerio, in questo caso ha rallentato di brutto il suo percorso. Cioè si è impiantato. Sì, poi può ripartire. Poi... Sì. Ecco, allora a Fabri dice, se io poi mi devo impiantare, mi vado a impiantare, mai va via dal Bayern Monaco, vado a prendere il Bayern Monaco, ma impiantarmi al Napoli
E a Napoli c'è sempre il discorso che ti faccio, Guido, io non ho tutta la protezione di questo mondo, cioè se proprio mi devo impiantare mi impianto con un salto di qua. Poi puoi darsi che hai ragione tu. No, la ragione io è che secondo me ad ADL piace, si può abboccare, che a lui piaccia l'idea Napoli non l'ho mai detto e non lo penso. Dice Fabregas resterà al Como, dopo sarà Premier League. Sì, penso pure io. Ha senso, nel senso se pure tu vedi che lui rifiuta l'Inter quest'anno, Sì. per No, rimanere a fare il suo perché dovrebbero percorso. cambiare Kivu con 2 trofei all'attivo? No, dicevo l'anno scorso quando no, l'Inter certo. era rimasto senza... E quello è stato un grande segno di forza da parte sia della proprietà del Como e di intelligenza di Fabbrica, perché quest'anno lui farà un sacco di punti. Se va in Europa League, il Como in una stagione si è salvato di brutto e la seconda va in Europa League e non ci va la Lazio per 2 anni di seguito, a meno che non vince la Coppa Italia. Che state spostando il discorso, che ne pensate di Musa? Ma non lo so, se siamo tornati a un mercato dell'anno scorso, Atalanta non gioco, lo prendereste? Per me sì, soprattutto con Conte, non ho capito perché. Tiago Motta è meglio che passi a fare il commentatore, No, questo è anche ingeneroso. tanti di quegli errori incredibili. È stato un po' presuntuoso. Mm. E, non è ha detto con educazione, signor Motta, e non aveva alle spalle ancora. Sento, lo puoi fare se sei Mourinho, no? Che è successo? 0-0. Sì, vabbè. 0-0 Atalanta Io ti ho Genoa. detto, io dico delle cose che hanno un valore culturale, non hanno un valore sportivo da tifosotto. Tutto il casino, ma quella è chiaramente disonestà intellettuale o stato puro, no? Ho detto, stiamo parlando del nulla, il Genova si salverà, famoso rigore, no? Vergara, no? Ma con giornate di anticipo si è salvato, come il fatto dell'espulsione ingiusta subita dal giocatore della Juve in Inter-Juve. Stiamo parlando del nulla, perché l'Inter, cioè, è un errore, ma è come dover pulire un vetro con una bomba atomica. Cioè, il vetro lo pulisci col vetrillo, con l'acqua, col giornale che è meglio del panno. Cioè, è sproporzionato il casino. Cioè, no, si salverà. L'Atalanta è partita troppo lenta e la sua chance per la Coppa Italia ce l'aveva e l'ha sprecata. Credo che non andrà in Coppa, perché il Como, dai, non le stecca 3 partite di... Diventa complicato, specialmente se non sfrutti in casa una partita col Genoa. Anche perché loro hanno l'ambizione di andare, no? Almeno a parole lo stanno dicendo e manifestando. Como? Sì. Cioè, Certo, ma quello è il passaggio fondamentale per confrontarsi anche con il doppio, il triplo impegno, tutti questi, perché noi adesso, io sto guardando Fabregas, mi fa impazzire. Che ne sappiamo se Fabregas con doppio Poi impegno in seguito di non fa calciomercato, testa coda. ovviamente tu fai valere sul piatto della bilancia un giocatore che ha reso di più, è andato in Europa, cioè tu devi vedere anche in chiave, come si dice, no? Che l'Oscar fa aumentare gli ingaggi degli interpreti che hanno vinto l'Oscar, perché poi sui manifesti scrivono 2 volte vincitore dell'Oscar o 3 volte nominato all'Oscar. Non è solo un fatto di prestigio, dovete sapere, è un fatto anche economico. È la stessa cosa dire che tu sei andato, lo disse Spalletti, no? Lo disse Spalletti, dissi il Napoli che non è andato in Europa significa non solo un danno per la società, ma anche un deprezzamento per i giocatori. È chiarissimo. Per il dopo Conte vedrei bene Grosso, ma a patto che si faccia scudo attorno a lui e si inizi un percorso di almeno 4-5 anni. Good luck, nel senso che a me fa piacere che ci sia che ci possa essere consapevolezza che nell'ambiente, se arriva uno fresco per come noi siamo arrivati, perché mi avevano fatto il paragone con Sarri, no? Diceva Fabregas e Sarri, quando abbiamo preso Sarri era più o meno come Fabregas adesso. Però quando noi prendemmo Sarri, noi non venivamo da 2 scudetti vinti. Quindi si poteva accettare una crescita, già il fatto di arrivare a 91 punti era considerabile, poi per qualcuno no, ma era considerabile il miracolo già, con la consapevolezza, la convinzione di non poter non ce lo fanno vincere, questa è l'unica soddisfazione che ci possiamo togliere. Spalletti ha cambiato questa cosa, Conte addirittura ha cambiato il fatto del punto a punto. Quindi abbiamo aggiunto 2 tasselli nella storia del Napoli di De Laurentiis
che non ci aspettavamo onestamente di conoscere. Ad oggi, grosso, aspettare grosso, fare 4-5 anni, la vedo difficile con l'ambientino che siamo diventati. Sì, c'è un aspetto storico che non viene mai nominato e ne parlavo proprio l'altro giorno con Rita, che saluto sempre con affetto e simpatia e stima, Anche io. gran signora. E detto, oggi se il Napoli fosse acquistato da Laurentiis dalla Serie C e D avrebbe molta più difficoltà a salire in Serie A, e lo stiamo vedendo noi come avessimo, vi faccio questo esempio, il Napoli ha una fortuna nel bene e nel male, è come se avesse l'almanacco sportivo di Ritorno al Futuro, quindi tu conosci già i risultati delle partite perché hai il Bari, ed è un argomento che a voi non interessa perché siete il bomericentrico, il Vate, eccetera, eccetera. Eh no, perché la stessa proprietà, la stessa situazione, quando il Napoli è stato preso dalle Laurentiis, a parte gli sputi, Angelina Jolie, eccetera, eccetera, queste cose qua, il momento storico della Serie A era un momento particolare perché tutte le grandi squadre, anche quelle medie, sono andate in crisi e tranne la Juventus tutte hanno cambiato dalle 4 alle 5 proprietà e alcune sono pure fallite, come tutte. La Roma è stata la prima, inutile mo farvi l'elenco con la Salvini, tutte, Roma, Atalanta, tutte. L'unica squadra che non ha cambiato proprietà è la Juventus, tutte. Anche squadre impensabili come il Milan di Berlusconi, l'Inter di Moratti, Tuir, a parte che non sappiamo alcune proprietà come sono. E questo non si può escludere dalla valutazione. Quindi il percorso del Napoli, in maniera del tutto legittima, attenzione, non c'è niente di strano, di antisportivo, comunque non può non considerare nei vari elementi, no, il fatto, non possiamo non considerare, scusate, che tu non avevi un gruppo potente di squadre perché sono andate in crisi tutte allo stesso momento, alcune ripetutamente, cioè. Adesso è un calcio in Italia che non è né carne né pesce, perché non è finanziario come i grandi gruppi finanziari, anche se alcuni sono fondi, e non è quello industriale dei Moratti, dei Berlusconi, e non è chiaramente quello degli anni '80 che prima della riforma Melanzi, eccetera, delle società sportive di capitale. Il Bari non sta andando in Serie A perché adesso un Venezia, un Palermo, quando il Napoli dalla B è andato in Serie A aveva solo la Juve come competitor grosso, figurati la Juve, ha detto oggi troverebbe molta più difficoltà. Allora che significa? Che questa valutazione, quando si parla di Mazzarri, Sarri, erano 15 anni fa, era un altro calcio in Italia, c'erano altre dinamiche di potere, c'erano altre dinamiche economiche, era un altro calcio in Europa, non c'era la Champions League, così, eccetera, 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 e De Laurentiis aveva 15 anni di meno. Anche quel caso. Questi paragoni non hanno senso, perché è molto più difficile dirsi, è una cosa che io mi dico sempre in privato con Tore, farlo. Tore, ma noi ce lo riusciamo a immaginare il Napoli da qui a 5 anni come sarà? Ecco perché Guido è fissato con certe cose, non perché è un fissato, un talebano o un fascio comunista, perché è preoccupato, perché abbiamo potuto compensare in questi anni la mancanza di certe strutture, eccetera, perché comunque potevi farlo, visto le debolezze del sistema, eccetera. Oggi non più. Tant'è vero che società che avevano stadi già ristrutturati e belli li stanno addirittura ammodernando, non stadi bruttissimi, quindi sarà visionario. No, mi spiace, De Laurentiis non ci ha visionato di nulla perché lo stadio, e vedete come vi dico una cosa del futuro immediato, prossimo venturo, sarà cardine, ma non come ce lo raccontano, sarà cardine perché siccome si stanno erodendo anche nei grandi campionati, premi eccetera, i diritti televisivi e non sappiamo lo sviluppo di altri sport, perché l'Inghilterra sta spingendo ancora di più nel rinnovare stadi anche da rinnovati? Per compensare quella perdita di introiti che verrà da una maggiore raccolta dei diritti televisivi, in modo tale che io... Anche il Barcellona, no? Sta aumentando la capienza. 102.000, ma soprattutto, a parte i 102 dai 99, dice che poco è aumentato, oltre che tutto coperto, ha complicato gli skybox. No, non è solo per ricchi. È il calcio per ricchi. Quindi dici, io non potrò più consentirmi, non so, diciamo un ingaggio di 10, ma non passerò a 4, avrò un ingaggio da 7,5 perché nel frattempo non compenso un po' questa perdita. Io non ho mai capito, e non è altra, che cosa
qual è l'immagine dello stadio di De Laurentiis, perché il San Paolo in cesso voglio uno stadio di 20.000 posti ad inviti. Ricordiamoci le cose che lui ha detto, ad inviti con 10.000 li invito io, meritevoli a scuola, cioè. No, sono cose che ha detto lui. Proprio dice, io perdo soldi, devo fare uno stadio di 70.000 posti, intanto lo vediamo. Lo stadio è un tema cruciale perché sarà un elemento per cercare di compensare minori introiti televisivi nel calcio europeo, intanto, non italiano. E noi siamo indietro. Per farvi un esempio, e stiamo indietro perché se domani mattina iniziassero quindi già tutto acquistato, burocrazia fatta, permessi fatta, sovrintendenza fatta, tutto lì, ci saranno 3 anni e mezzo per costruire uno stadio da 60.000, 55.000 posti, senza intoppi, senza ritardi, eccetera. Quindi a 80 anni di De Laurentiis andrebbe a inaugurare un nuovo stadio, per dire. Ma noi non abbiamo neanche minimamente idea di dove farlo, per dire. Perché un grande imprenditore come Hartono non ha investito ancora in strutture da quando è proprietario del Como? No, loro stanno in trattative col comune, perché in realtà questo aspetto che a voi non interessa, l'aspetto burocratico è lunghissimo. Cioè io dico, lo dico per ridere 6 mesi, ma un anno se ne va per consigli comunali, progetto, variante, la sovrintendenza, eccetera. E se voi vi andate a leggere banali, ma non perché sono banali, non li sto offendendo, banali nel senso che non sono le relazioni tecniche, le pagine su Wikipedia sullo stadio di Udine, che sorge sul vecchio stadio di Udine, lo stadio della Juve, vedete quante delibere, quanto tempo hanno dovuto impiegare per i rapporti istituzionali legittimi, eccetera, senza considerare che non c'erano guerre in corso come oggi. Ciao Vale, ciao Guido. Quindi, no, in realtà l'aspetto burocratico è un aspetto innanzitutto propedeutico, perché senza di quello non lo costruisci, fondamentale e anche molto lungo. Come farà il Como con l'Europa se lo stadio non è a norma? Lo stadio non è norma, quindi come è successo anche a altre società, è successo anche all'Atalanta che poi ha battuto parte dello stadio. L'Atalanta andò a giocare anche a San Siro delle partite, anche sotto Covid, vi ricordo, e chiederà di giocare in un altro stadio perché chiaramente non è a norma. Una volta la Juve andò a giocare delle partite di Coppa a Palermo, Barbera, questa cosa diciamo non è discriminante, chiaramente non avrà licenza per fare l'Europa e chiederà l'ospitalità in uno stadio lì limitrofo, non so quale, perché poi sono accordi anche di forse Bergamo, potrebbe essere Bergamo. Molte squadre sono in quella zona, insomma, in Sì. quell'area. Quindi Però loro lo vogliono fare, hanno presentato un progetto, hanno avuto varianti di rivarianti perché lì ci sono tutti dei vincoli, non lo puoi alzare di un certo numero di metri, è lunga la procedura. Curiosità, perché lo stadio del Como non è a Roma e quello Non è del un Bodo problema, Glimt sì? hanno presentato il progetto per il nuovo stadio, è già superato. Approvato, eccetera, faranno un nuovo stadio da 10.000 e qualche posto perché quello era insufficiente, vecchio, eccetera. Sono già andati avanti, vi do notizia fresca di ieri. A me piace l'argomento stadio, vi ricordo che c'ho mio amico architetto che mi fece fare, mi fece fare questa lunga lezione universitaria su come è cambiato il concetto di stadio dall'antica Grecia al giorno d'oggi. C'ho praticamente foto del corso di anni, cioè solo il Bernabeu, cioè da quando hanno fatto le fondamenta ad oggi, per dirti il Bernabeu, di tutti gli stadi principali, di almeno 70 stadi, c'ho cartelle da tutte le ristrutturazioni possibili, come è cambiato l'urbanistica attorno a questi stadi, che cosa è successo dal punto di vista dei trasporti. Non è un argomento come vengono affrontate nelle trasmissioni, permettete, anche perché me lo chiede un architetto di affrontarlo, e io non posso fargli fare una brutta figura ad Alfredo, perché un giorno possiamo pure fare una cosa del genere, ma è meravigliosa come argomento. D'altronde è lo stesso San Paolo, vedete come erano le foto, bellissime, cioè, ma fuori grotta era molto meno affogata, no? Io ho letto da gente che commentava che gli stadi sono beni pubblici e non possono essere privati per legge e sono solo dati in concessione. Non mi ha seguito, sì, lo Mi possiamo potete dire. aiutare a capire questo Bene aspetto? Io non pubblico ne sono indivisibile è la dizione, perché non può essere, non posso dire questa quota è di Valerio, questa di Guido, qua si va a sedere polli, quindi è vero. Infatti quando De Laurentiis dice, questa è una domanda noi abbiamo già affrontato, però viene fatta, tu l'hai letta e va onorata anche se è una ripetizione. Sono sciocchezze,
ed è grave che i colleghi non lo fermi. Ha detto, Presidente, lei ha detto una sciocchezza, perché non può esistere quello che lui dice. Il giorno dopo la Corte dei Conti bloccherebbe tutto. Serve una valutazione di un ente terzo, che non può essere né il Consiglio Comunale, né un assessore, perché ovviamente non possono essere accusati di favoritismo. Parentesi, c'è qualche problemino sulla valutazione di San Siro, chiusa parentesi. Chiusa. Quindi c'è questa valutazione, serve una delibera che, attraverso il Consiglio Comunale, che renda alienabile, quindi con una votazione anche importante, questo bene comune indivisibile. Indivisibile appunto perché io non posso stabilire questa quota di uno e dell'altro, eccetera, dove, previa questa valutazione, ad esempio la Corte dei Conti, eccetera, che viene, che stabilisce che è congruo, per esempio, il valore di 50 milioni di euro, faccio un esempio, non un euro di San Paolo, ovviamente con questi due passaggi si può mettere in vendita, non necessariamente obbligatori e non necessariamente che vanno a buon fine, perché il Consiglio Comunale potrebbe votare contro. Ecco perché i buoni rapporti di Marotta e Scaroni, perché è stata lunga e faticosa, dove si sono dovuti unire opposizione e governo, che in questo momento è del PD Milano, non di Forza Italia. Ma c'è stato l'appoggio uscendo dall'aula di Forza Italia per raggiungere il quorum, per dare il via libera a San Siro, per dirvi una cosa. Fatto questo, il bene viene alienato e viene messo in vendita, per, ovviamente sulla base poi, come è successo a Milano, di un progetto che prevede tutta una serie di investimenti, anche non solo dello stadio, anche del quartiere, di Verdi, eccetera. Io ho seguito, purtroppo non a livello personale, ma semplicemente come studioso, spettatore, giorno per giorno, quello che è stato il progetto del parco, perché è un parco del Miami, quello lo stadio della società di calcio Miami Football di David Beckham, dove c'era un campo da golf, e le varie delibere anche lì, anche se l'America è molto più snella rispetto all'Italia, perché ti chiedono una cosa, pensate quante volte ti dicono dobbiamo fare un hotel qui, poi dicono no, è una cosa molto interessante. Ad esempio, e chiudo, De Laurentiis, questa è una cosa che vi posso dire, non ho ancora mandato a Valerio, ma potrei mandarti di colpo 50 stadi, e sono 50 stadi così. De Laurentiis è fissato sui parcheggi. Allora, fidatevi sulla parola, andate su Google Maps e vi divertite, andate a vedere il Bernabeu, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, tranne l'Allianz Arena e pochi altri stadi, tutti Bernabeu, come il Camp Nou, eccetera, non hanno parcheggi. L'Atletico Bilbao, il San Mamés, c'è veramente questa idea che dobbiamo avere migliaia e migliaia di parcheggi, questa idea molto anni 80, non è una discriminante per avere la certificazione elite della UEFA. La certificazione elite invece contempla un numero di parcheggi elite, non per il popolino, che invece deve arrivare il più possibile con i mezzi pubblici. Invece De Laurentiis spinge molto che lui vuole avere 5.000-8.000 parcheggi, perché così dice, sono tutti grandi stadi. Andate a vedere tutti gli stadi grossi, tranne alcuni, come quello del Wanda Metropolitano, perché il Wanda Metropolitano hanno recuperato un vecchio progetto che era bloccato, che era fuori Madrid, ma grandissimi stadi. Inutile dire il Chelsea, ma lo stesso stadio del al centro di Tottenham, Londra. lo stadio del Tottenham, che è bellissimo, è stato votato lo stadio più bello di Inghilterra, non c'è un parcheggio lì attorno, per dire. Cioè è un argomento che va affrontato, oltre che il fatto del bene alienabile o meno, in maniera molto seria e scientifica, anche perché quella è scienza delle costruzioni, progettazioni, finanziamenti. Tu pensa che una cosa che io ho detto a Valerio non l'abbiamo ancora fatto, io ho tutti i piani di investimento con i possibili rientri, quanto serve per rientrare di tutti i calcoli in Excel, non è una sciocchezza, ovviamente non l'abbiamo fatto più perché può essere noioso, però noi parliamo di questi argomenti, finché parliamo la virgola di italiano, punto, cioè, ok, ma lì si tratta, oltre che di soldi, di rapporti con le istituzioni, e chiudo, anche di prevedere come sarà questo quartiere da qui a 20 anni, quali saranno le criticità, quale può essere l'elemento di sviluppo attorno alla costruzione di un nuovo stadio. È bello, affascinante, ma anche molto colta come argomentazione, ma possiamo prendere come tutte le altre cose nelle trasmissioni a chiacchiere dal bar.
E giustamente servirebbe anche una sinergia con quelle che sono le città e le cose, perché se già a prescindere i mezzi nelle altre città europee funzionano e tu ti puoi muovere con i mezzi pubblici, ci metti lo stadio e continua a ripeto, funzionare. Se compito a invece casa. poi i mezzi non funzionano e in alcune città italiane diventa complicato. Compito a casa, vi andate a vedere 50 stadi, ve lo dico quelli che hanno i parcheggi, no? L'Allianz Arena, e poi dici, Guido aveva ragione, questo affari, Parco dei Principi, perché comunque 42.000 posti, ma stadi da 50, 60, 70.000 posti non hanno, hanno pochissimi parcheggi. Ah, vedi, l'amico lo vede dalla finestra, bellissimo. Sì, non ha molti Stava- parcheggi. Quelli che vogliono sono i parcheggi VIP, Mm. ma quelli bastano veramente. Io condivido con De Laurentiis l'ansia per i parcheggi. Sarà che sono passato da New York, cioè da Napoli a New York, dove parcheggiare è difficilissimo. Il mio unico assillo è sempre parcheggiare. Quindi condivido questa preoccupazione. Quella è una cosa che ti rende superiore. Io una volta sono stato a un incontro del city manager di New York in Italia, ti fa capire la diversa programmazione della politica delle città. Ci sono cose buone degli Stati Uniti d'America, cose no, non è io sono per forza tutto buono. E lui ci raccontò che avevano coinvolto tutte le forze in campo. Di New York ha un PIL grosso come una regione italiana, e diciamo quindi così come la Camera di Commercio, associazioni ping pong, e diciamo quali erano le priorità per gran parte delle persone. Io penso che se tu in Italia coinvolgi dagli studenti, gli insegnanti, la Camera di Commercio, quasi tutte le città, ti dico il problema principale è i parcheggi, e sembra che la politica fa esattamente il contrario, quindi ti do ragione. Ma No, non è solo a così. Napoli, detto, questa è una problematica comune in tante città, e non solo per i parcheggi. Che poi, insomma, La si può evitare qua di prendere la macchina. È un'esigenza mia, perché se devo portare tutti gli strumenti diventa un po' complicato con la È metropolitana. sempre il cul-de-sac, io ve l'ho raccontato in Lussemburgo, poi alla fine quando scoprì che mio cugino aveva la bicicletta lasciata in garage, io feci 3 percorsi, no? Macchina, perché accompagnavo io mio cugino in macchina al lavoro e poi io andavo a fare cose mie, mezzi pubblici puntualissimi, precisissimi, pulitissimi, non ti rapino, addirittura adesso gratuiti in Lussemburgo, bicicletta perché non ho paura che mi mettessero sotto, eccetera. È ovvio che io me la posso permettere la bicicletta perché non ho paura che me la rubi, che mi mettono sotto, che non vengo visto con un disturbo, eccetera. Però ho 3 opzioni, ho detto, e i mezzi pubblici funzionano veramente come Cristo comanda. I tifosi possono contare su un'ottima metropolitana, un sistema di bus per spostarsi, che poi sblocca anche altre cose, perché così tu ti puoi bere una birretta e non ti devi mettere poi alla guida, e quindi in grande tranquillità ti fai la partita, poi dopo i ristoranti che sono allo stadio, oppure non dico ristoranti, ma ti puoi mangiare una cosa, poi puoi andare al pub, ed è un altro tipo di esperienza, invece di la partita devo uscire 5 minuti prima perché mi devo fare 3 ore di traffico che ti devi fare da fuori grotta dovunque vai. No, vale, Quindi io ho studiato i grafici economici, non parziale, certi stati guadagnano più con la ristorazione che il costo dei biglietti, e i costi dei biglietti non è che te li regalano per dirti è come chiaro. cambiare, anche perché spesso tu ti dai appuntamento per un appuntamento di lavoro al ristorante, ci sono poi varie fasce, no? C'è anche la fascia elite, no? Ovviamente vicino alle zone delle tribune. Quello della ristorazione non lo stiamo recependo, perché a parte gli skybox del Juventus Stadio e poche altre, abbiamo gli stadi non hanno la ristorazione media, no? C'è solo per i VIP e basta, e poi fuori dallo stadio lo sappiamo, no? I furgoncini, piccione, non c'è un No, ti volevo chiedere in chiusura per Mm. salutarci, non so se ti sei fatto un'idea della situazione Rocchi. Io sì, mi sono fatto un'idea, perché potrei metterla con una battuta, che non dobbiamo parlare dei Lakers, degli arbitri no, perché ci hanno raccontato fino a oggi che non c'è malafede, non c'è la Marotta Rig, che a fine anno i problemi si compensano, però non c'è tempo per le battute. Facciamo un po' di informazione, perché questo è un canale di ridicolo di persone serie. È un'inchiesta penale. Questo è un po' scocciante, perché il primo elemento di irritazione da parte mia, come quando hai il prurito che ti appunto una zanzara o preso una medusa,
e che per l'ennesima volta in inchiesta sportiva aveva detto no, tutto a posto, non è successo nulla. Perché per come, fortunatamente né Valerio né io non siamo né il giudice sportivo né lì, però una cosa è successa. Prima cosa, non sappiamo da dove parte, contrariamente a quello che è stato raccontato, la denuncia di questo arbitro, no. Ad esempio, noi sappiamo poi perché è successo tutto il casino della Juve, perché sotto Covid, essendo una società quotata in borsa, elemento che non viene mai citato, trovarono delle operazioni strane o sospette, la Consob, e quindi da lì partirono intercettazioni, loro andarono per cercare una cosa e scoprirono molto altro. Quindi, prima cosa, io non so dirvi da dove parte. Saviano, quello che Marotta non conosce, Non conosco, mm, non so chi sia. e non parla mai a sproposito, anche perché lui, insomma, le carte le legge prima di in maniera approfondita e la sua vita, la, la- 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 la cronaca nera, scusa, non mi veniva il termine. Potrebbe essere che sulla scorta di indagini X, sappiamo che c'è anche un morto nel corso di biglietti, intercettazioni, io ve l'avevo detto, la frase che vi dicono sempre, se qualcuno può andare, va alla Repubblica, non è così, perché non è quel tipo di reato, ci devono essere intercettazioni. Quindi intercettazioni ci sono state, perché sono partite non lo sappiamo rispetto a quello che ci è stato raccontato, però non c'entra niente propriamente col diritto sportivo e stanno facendo confusione, 2 scudetti tolti, Napoli, eccetera. L'inchiesta è penale, è una cosa seria, è anche molto lunga perché hanno chiesto un prolungamento. Io non so nulla, non ho letto le carte, qualunquismo non le facciamo e soprattutto non so perché è partita, perché potrebbe essere partita indirettamente per un altro filone di reati che hanno, in base un po' alle intercettazioni, fatto scoprire anche questo modus operandi della classe arbitrale. Così sono stato preciso. Ehm, per noi sportivi, e io qua sono una botte di ferro perché io parlavo di trasparenza, di cose molto semplici, si potrebbe risolvere franci precedenti, certe cose non si capivano perché ho detto perché? Non è che eravamo cretini che non le capivamo, cioè non si capiva, e le risposte, le spiegazioni erano anche peggio ogni volta. Però non sappiamo quello che succederà, non so dirvelo, io penso pochissimo. Quelli che immagino stravolgimenti, retrocessioni, che possono anche esserci, però non ci sono stati negli ultimi filoni di inchiesta. Pensiamo al famoso accomodamento del bilancio dei 90 milioni che si erano tolti, non tolti. Cristiano Ronaldo sta ancora in causa, ha vinti tutti i processi. E non è successo nulla, poi a parte quei 10 punti, però al secondo filone non gli hanno tolto nulla. Secondo me non succede nulla. Quella famosa regola di guida è confermata, e chiudo, perché questa è una cosa seria. Che vi dice sempre Guido? Non so quello che succederà, però so che succederà, perché il calcio si è sempre difeso, e si è sempre difeso in questo modo, negare. Non è vero niente, complottisti, poi ormai ci mettono questa cosa, i terrapiattisti, ma che cacchio c'entra? Stiamo parlando di una cosa seria, no? I terrapiattisti, le scie chimiche, c'è un collega, le mette sempre in mezzo. Vabbè, perché ormai sminuire, no, ma è pochi euro, irridere, dimestificare, cioè capovolgere il senso. Però Perché sul ridere dovevo condividere un video quando gli chiedono ma non avete denunciato con le affiliazioni e quello? No, e ride tutta la sala. e succede è sempre la stessa procedura Incredibile. e alla fine lo fai diventare sistema. Succede sempre così, che sia lo scandalo passaporti, che Suarez l'esame di lingue, cioè sempre così, la procedura è sempre la stessa. Non so quale sarà il prossimo scandalo del calcio perché fortunatamente non ci lavoro, non sono il divino Telma e non sono un pagliaccio, però il sistema si è sempre protetto. E uno degli aspetti, tu vedi, me lo confermi, è quello delle risetine, quando non ci sarebbe niente da ridere, perché in realtà per una volta, e questo è il vero problema, i tifosi si sono fatti fare scemi, sono troppo posseduti dall'odio e l'Inter quando dovevano dire no, il calcio non si sporca, ci può essere l'errore, cioè, e noi siamo veramente la parte lesa. E chiudo quando continuano a dire a voi perché lo seguite. Permettimi di tornare sempre a casa mia. Tantissimi capolavori della storia del cinema finiscono a schifio. Francamente me ne infischio, non vissero felici e contenti, si lasciano. Casablanca si lasciano. Detto lei parte con Lazzo perché
c'è un ideale superiore all'amore di due persone che è quello della combattere l'ingiustizia della guerra, eccetera, eccetera, eccetera. Ci sono Fight Club non finisce proprio benissimo. Quindi, allora io perché vedo il film? Perché vedo certi film? Perché Titanic è uno dei film più visti, rivisti, la gente lo vede anche 7 volte. Per chi non l'ha visto, chi chiudessero le orecchie, muore DiCaprio alla fine del film. E quindi erano cretine tutte le persone che lo andavano a vedere 7-8 volte. Non funziona. Mi spiace, non lo dico a te Valerio, ma sai a chi mi riferisco. Questa cosa, perché seguiamo il calcio se ci sono libri? Perché lo amiamo, come amiamo i bei film, anche se hanno un finale triste, non brutto, nel senso mal riuscito. Non può pur funzionare questo sillogismo. È la stessa banalità, gli arbitri sono tutti onesti. No, il calcio è bellissimo se giocato ad armi pari, poi una volta vince uno, vince l'altro. Diventa brutto se viene sporcato, ma il fatto che venga sporcato, cari colleghi, sapete qual è la verità? Che noi dovremmo ragionare in senso opposto, che è molto più forte e pura la nostra passione che la delusione per un risultato ingiusto. Stacco. Guido Gentile. Per questo lo seguiamo, per amore. Chiudo così perché non posso aggiungere altro a nulla. E ringrazio tutti voi. Io mi ero disabituato anche alle live, la reaction, eccetera, eccetera. Prendo un ultimo commento che avevo raccolto prima. Ecco qua. Prima di tutto a John dico che è stata la prima cosa che ha fatto Guido quando è arrivato. Un ricordo per Alex, quindi se vuoi tornare indietro è bene che tu lo faccia, che ci tenevi, e Guido ha ovviamente fatto al posto mio. E poi volevo rispondere a quest'ultimo messaggio di Fabio. Sigla. Amici belli nella ribalta, Oriani è bello, tutti lo sanno. Molto bene, vedo un clima sereno, mi fa piacere. Allora, prego. Allora, abbiamo finito, grazie e buona serata a tutti. Andiamo. No, vogliamo restare ancora un pochino. No, sto scherzando. Sembra quasi che sai, poco. Allora, questo io lo accetto. Se tu mi dici Conte non ha fallito, ma in alcune cose ha deluso, e viva Dio, e su queste basi si può discutere, si possono fare live, si possono fare video, mi puoi dare tu uno spunto sulle cose in cui ti ha deluso, io ti porto i dati per darti ragione o per darti torto, ma resta la tua opinione ed è super condivisibile e mai messa in discussione. E l'altro modo di raccontare il calcio che non sopporto e mai sopporterò, e mi raccomando, più si va avanti e io più allargo la visuale e comincio a guardare altre partite, guardo un po' il calcio europeo, guardo un po' più approfonditamente le altre squadre italiane. Signori, qua è capace che Azzurro Fluido chiude, resta solo calcio fluido. Lo dovete accettare, cominciamo a guardare, e resta veramente solo per chi il calcio lo vuole analizzare e amare con i suoi pregi e i suoi difetti, perché io del tifoso quello là tranciante sto perdendo la pazienza, non ci devo avere a che fare.